responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Benissimo, allora, le sue generalità. Onorato Francesco, nato a Palermo il 16/11/1960. Allora, quindi lei viene sentito come testimone assistito, c'è qua il suo difensore, sa che ha l'obbligo di dire la verità, che la legge punisce la falsa testimonianza. Detto questo, possiamo dare la parola al pubblico ministero che ha chiesto l'esame, il quale può iniziarlo. Grazie Presidente. Sono il dottor Di Matteo della Procura di Palermo. Buongiorno signor Onorato. Buongiorno dottore, buongiorno. Solo qualche domanda preliminare di natura generica, poi passeremo a domande specifiche. Lei ha fatto parte dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra? Sì, ho fatto parte dall'organizzazione Cosa Nostra, sono stato affiliato e combinato, come si diceva, nel 1980, nel mandamento, all'epoca, mandamento di Rosario Riccobono. Esatto. Partanna Mondello. In quel momento in quale famiglia mafiosa è stato affiliato? Alla famiglia della zona di Partanna Mondello, che all'epoca era mandamento. Perché lei fa subito questo distinguo dicendo all'epoca era mandamento e successivamente al 1980 è cambiato qualcosa rispetto all'appartenenza della famiglia mafiosa di Partanna Mondello a un qualche mandamento? Sì, dottore, perché dal 1900, quando sono entrato io era capomandamento di Rosario Riccobono. Nel 1982 la famiglia di Partanna Mondello, il mandamento di Partanna Mondello, viene a mancare il capomandamento, che viene strangolato, Rosario Riccobono, con altri, il sottocapo Salvatore Michalizzi, con altri componenti di Cosa Nostra, e il mandamento passa con la commissione, Totò Reina e altri componenti della commissione decidono di dare il mandamento a San Lorenzo, a Pippo Gambino. Quindi Partanna Mondello rimaniamo noi come reggenza, neanche come famiglia, la reggenza che all'epoca c'era Giuseppe Civiletti e Antonino Porcelli. Quindi da quel momento lei comunque è inquadrato nel mandamento che viene attribuito, la cui guida viene attribuita a Pippo Gambino, giusto? Pippo Gambino, sì. E soltanto per poi non tornarci più, nel tempo, nel ruolo di capo del mandamento ci sono delle modifiche? A Pippo Gambino succede qualcun altro? Sì. Quando Pippo Gambino viene arrestato prende il posto Salvatore Biondino, perché Salvatore Biondino era capodicina, però era a cuore di tutti, di Salvatore Reina, di Pippo Gambino. Diciamo che Salvatore Reina e Salvatore Biondino era la stessa persona di Pippo Gambino, anche quando era capodicina comandava più di Salvatore Buffa, di Nino Gioia, che erano consiglieri, sottocapo, perché era una persona molto, una fratellanza fra Pippo Gambino e Salvatore Biondino, e anche con Reina, con Madonia. Senta, lei ricorda quando venne arrestato Pippo Gambino? Pippo Gambino viene arrestato assieme con suo cognato Raffaele Ganci, vengono arrestati nell'80, se non erro, 86, 85. Va bene, senta, torniamo un attimo alla sua posizione. Lei ha detto sono stato affiliato nel 1980, con la cerimonia rituale è stato affiliato? Sì, mi è stato come padrino, mi ha fatto di padrino Gaetano Carollo, che era il sottocapo del mandamento di Ciccio Madonia a Tresuttana, di cui era presente anche Nino Madonia, Galatolo,
Salvatore Lo Piccolo, Saro Riccobono, Salvatore Micalizzi, Lino Spatola, lo stesso Pippo Gambino, Salvatore Buffa, Salvatore Biondino, erano una trentina quando io sono stato affiliato. Ma lei prima di essere affiliati aveva già commesso dei delitti per conto dell'organizzazione? Sì, prima di essere affiliato avevo commesso dei delitti, dei strangolamenti che si erano fatti lì allo Zen, che venivano strangolati dei ragazzi, delle persone che facevano rapine, avevo commesso dei reati, sì. Aveva agito su ordine di qualcuno appartenente già a Cosa Nostra o autonomamente? Ero su ordine di Rosario Riccobono. Lei dal 1980 a seguire ha anche rivestito delle cariche formali all'interno di Cosa Nostra? Dottore, io nel 1984 vengo arrestato per 3 anni. Dopo 3 anni, nell'87 esco, mi incontro con Salvatore Biondino, Salvatore Biondo il Lungo, Salvatore Biondo il Corto, Buffa, con il mandamento, diciamo, con queste persone. E addirittura ci siamo dati appuntamento da Armando Bonanno. Armando Bonanno in quel momento vestiva la carica come mandamento di Resuttana, perché i Madoni erano tutti in carcere. Era l'87, agosto 87, ricordo benissimo che ci siamo bevuti qualcosa insieme, dove che mi hanno dato la carica di reggente del mandamento e della famiglia di Partanna Mondello. Avevo preso io la carica in collaborazione con Salvatore Graziano, uomo d'onore e consigliere della famiglia di Sferracavallo, all'epoca Salvatore Lo Piccolo era latitante, e Simone Scalici. Quindi questo accade nell'agosto dell'87? Agosto 87, c'era pure Armando Bonanno, che poi dopo questo incontro mi hanno comunicato che Armando Bonanno doveva essere strangolato, però che prima doveva essere sotto osservazione per vedere chi veniva, mi avevano detto di praticare un po' Armando Bonanno all'Arenella, perché doveva essere strangolato, però prima ci interessava chi veniva e chi non veniva, tutti i contatti che aveva Armando Bonanno. Questo è un processo che già ho fatto precedentemente. Senta, lei questa carica di reggente della famiglia mafiosa di Partanna Mondello la mantiene fino a quando? Io la mantengo fino alla mia latitanza nel 1993, dall'87 al 93. Allora, prendendo spunto da questa risposta, lei dovrebbe in maniera ordinata e puntuale riferire alla Corte nel tempo quali sono stati i periodi in cui lei è stato detenuto e i periodi in cui eventualmente, ma già ne ha fatto cenno, è stato formalmente latitante. Questo dal 1980 fino all'inizio della sua collaborazione, che poi vedremo quando si verifica. Per cortesia, proprio dall'80, quando è stato detenuto? Dall'84, io dall'80 che vengo, a parte che dal 78 già inizio a essere io vicino a Cosa Nostra, cioè se parliamo io a 18 anni, neanche l'avevo, già ero vicino alla famiglia di Partanna Mondello. Mi ricordo che c'era Michele Micalizzi che era stato arrestato per l'omicidio Cappiello di Pallavicino, dove che avevano ucciso un carabiniere, mi ricordo un poliziotto. Comunque, fino all'84, dall'84 all'87 sono arrestato e poi esco nell'87 e dall'87 fino al 93 sono fuori con la carica di reggente e dal 93 al 96 sono arrestato, però sono in contatto sia con Cosa Nostra e sia con quello che succede fuori, e sia perché ero detenuto anche in sezione di alta sorveglianza, dove che avevo contatti con tutti gli uomini d'onore. Poi nel 96 collaboro senza essere io indagato, cioè senza essere
ancora condannato, per coscienza inizi a collaborare perché non me la sentivo, non mi rivedevo più in questa organizzazione Cosa Nostra. Qualche precisazione, lei ricorda nel 93 in quale mese venne arrestato? Novembre 93, a Mondello, in una villa di Mondello. Altra precisazione sulle Ero risposte? latitante. Prego. Ero latitante e mi hanno arrestato nel novembre 93. E lei era latitante da quanto tempo e a quale titolo di custodia cautelare o di carcerazione si sottraeva? Ero latitante da più di un anno ed ero latitante perché mi avevano fatto una custodia cautelare per quanto riguardasse come mandante per l'omicidio di Salvo Lima, a me assieme con Reina, assieme con tutta la cupola mafiosa, dove che mi accusava Gaspare Mutolo e altri collaboratori di giustizia. Però per quanto riguarda come commissione, come a livello, come mandante. E lei sa se quel titolo cautelare in cui veniva attribuita a lei la qualità di mandante, poi ci spiegherà eventualmente a che titolo, dell'omicidio Lima, lei sa se quel provvedimento cautelare venne riformato, venne annullato dalla Corte di Cassazione ed eventualmente quando? Io sono per l'omicidio Lima come mandante e anche per l'associazione. Poi vado in Cassazione e la Cassazione mi annulla, mi archivia per l'omicidio Lima e rimango solo con l'associazione. E io collaboro mentre che rimango solo con l'associazione. Quindi quando lei ha iniziato a collaborare non aveva più un titolo di custodia cautelare pendente per l'omicidio Lima? Era stato già annullato? Archiviata dalla Cassazione, con le dichiarazioni di Mutolo e altri collaboratori sono stato archiviato. Va bene, senta, un'altra precisazione. Lei viene arrestato nel novembre del 93 e rimane detenuto fino al 1996. Le volevo chiedere se in quel periodo a lei era applicato il regime particolare del 41 bis dell'ordinamento penitenziario. No, sono stato in carcere senza 41 bis, solo nelle sezioni alta sorveglianza. Io facevo 4 colloqui al mese, facevo telefonate, mi entrava la spesa, potevo fare tutto. Quando ha iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria? Settembre 96. In quel periodo, in quel momento, quando ha iniziato a collaborare, lei aveva già avuto delle condanne definitive ed eventualmente per quali reati? No, io ancora, quando collaboro sono in carcere potevo prendere solo la condanna per associazione. Ho capito. Poi ho collaborato e mi sono autoaccusato di tanti delitti di cui non ero neanche indagato. Ecco, come esecutore. Intanto può ricordare alla Corte e a tutte noi parti processuali quali sono quei delitti per i quali lei ha confessato dal 96 in poi una sua responsabilità e per i quali non era, per quello che sono le sue conoscenze, nemmeno indagato, sospettato o comunque sotto processo? Almeno i principali delitti che lei ha confessato spontaneamente senza avere già delle accuse mosse dall'autorità giudiziaria nei suoi confronti. E io, quando inizio a collaborare, mi autoaccuso come esecutore materiale dell'omicidio Salvo Lima, di cui ero stato archiviato, e mi accuso come esecutore materiale della scomparsa di Emanuele Piazza, di quel ragazzo che era del SISD, mi accuso
del fallito attentato alla Daura, delle altre partecipazioni, altre stragi, insomma, omicidi che avevo commesso, omicidio Badalamenti, omicidio Gaeta, omicidio D'Agostino, scomparse, insomma tutto quello che avevo fatto assieme con Salvatore Biondino, con Saro Riccobono, con Pippo Gambino, con Salvatore Lo Piccolo. Sì. Io faccio parte, dottore, faccio parte nell'87, non solo faccio parte che mi danno la reggenza, ma io nell'87 ho un'altra carica in più che è ancora più importante di essere, perché ci sono certuni che hanno la carica come reggente, però fare parte da un gruppo di fuoco della Commissione è ancora più importante in Cosa Nostra di essere reggente, perché ci sono anche capimandamento che sono capimandamento ma non hanno la confidenza che un soldato, anche un soldato che fa parte del gruppo di fuoco della Commissione è importante in Cosa Nostra, è come dire un privilegio. Ce lo spiega bene che cosa faccio parte del gruppo di fuoco, che cos'è con Salvatore Biondino. Questo gruppo di fuoco della Commissione, che cosa intende per far parte del gruppo di fuoco della Commissione? Mi scusi, mi lasci sempre prima completare la domanda prima di iniziare la risposta. Scusa. Sì. Spieghi alla Corte che cosa intende per far parte del gruppo di fuoco della Commissione. Io ho fatto parte del gruppo di fuoco della Commissione non perché ero reggente, ma perché mi riteneva Totò Riina assieme con la Commissione un uomo valido da poter fare parte di questo. Il gruppo di fuoco, sa come, signor Presidente della Corte, signor Dottore, il gruppo di fuoco me l'è creato, è come la nazionale di calcio, che prendono un giocatore da una squadra e fanno la nazionale. Il gruppo di fuoco non è altro che sono tutte persone scelte che sono capaci e hanno le capacità e i valori per poter stare nel gruppo di fuoco. Io non è che faccio l'omicidio Lima perché ricade nel mio territorio. Il gruppo di fuoco può fare anche omicidi che sono pure fuori territorio. Io ho fatto l'omicidio dei fratelli Ceusa, che facevano parte della famiglia e del territorio di Cerda, di Caccamo. Ma l'omicidio dei fratelli Ceusa partecipo io assieme con Salvatore Biondino alla scomparsa dei fratelli Ceusa, che l'abbiamo strangolati a Capace, assieme con Biondino e Giuffre, dove che Giuffre aveva pure partecipato, con Biondolillo, il sindaco di Cerda, e altri componenti di cui io... Dottore, tutti i processi che ho fatto, 17 anni che collaboro, tutti i processi che ho fatto sono con sentenze definitive. Io non ho un processo che sono andate cioè io, parlo per me, sono stato tutto con sentenza definitiva, 17 anni che collaboro, non ho mai preso una denuncia per calunnia oppure per falsa testimonianza. Io sono ancora una persona che ho detto sempre la verità davanti a tutte le corte e tutti i processi che ho fatto. Il gruppo di fuoco era questo. Io faccio l'omicidio Lima e altri omicidi, D'Agostino, i fratelli Ceusa, fallito attentato alla proprio perché faccio parte da un gruppo di fuoco della Commissione fatta dalla Commissione e la regia, io dovevo partecipare pure al fallito attentato all'omicidio Germanà, dove che poi non ci sono potuto andare, l'hanno fatto altre persone, Bagarella e altri, ma c'ero pure io perché in quel momento stavo facendo un'altra cosa con Salvatore Biondino. Chi è che l'aveva incaricato? Chi è che l'aveva incaricato o le aveva detto che avrebbe dovuto far parte del comando che doveva sparare al commissario Germanà? Queste dichiarazioni io già le ho fatte quando ho collaborato. Salvatore Biondino, stiamo dicendo, aveva la regia di questo gruppo di fuoco e ci dava ordine a tutti. E questo gruppo di fuoco l'aveva creato la Commissione e Biondino mi aveva incaricato. Infatti io
assieme con Giovanni Cusimano, uomo vicino, non uomo d'onore della famiglia di Partanna Mondello, vicino a noi, ma già dai tempi di Rosario di Cobono, che ha pure un ruolo nell'omicidio Lima, anche se non era uomo d'onore. Abbiamo rubato pure il fiorino a Partanna Mondello, a uno che vendeva frutta, che poi l'abbiamo consegnato ai quelli di Mazzara del Vallo, nell'autostrada di Tommaso Natale, che questo fiorino non l'ha consegnato Giovanni Ferrante, perché se ne è incaricato poi Giovanni Ferrante, che oggi è anche collaboratore pure di Giovanni Ferrante, per fare l'omicidio Germanà. Poi abbiamo fatto il fiorino, abbiamo fatto tutta la preparazione, ma non siamo potuti andare perché si diceva che c'era alla Daura, nella villa di Falcone, in quel periodo dice che c'era Salvatore Contorno, dice che avevano visto a Salvatore Contorno in quei paraggi. Allora si batteva la Daura, Roosevelt, per vedere se si beccava Salvatore Contorno, che si diceva che era in quei paraggi, per uccidere Salvatore Contorno. Senta, da sentenze definitive già prodotte agli atti risulta che l'attentato ai danni del dottor Germanà è stato perpetrato a Mazzara del Vallo nel settembre del 92. Lei quanto tempo prima aveva ricevuto da Salvatore Biondino l'incarico di rubare il fiorino che doveva servire per l'omicidio Germanà? Stiamo parlando qualche mese, un mese è passato, 20 giorni che abbiamo rubato questo fiorino per poter fare questo lavoro. Ho capito. Di Germanà. Un mese prima rispetto a quando poi ho collaborato. Prego? Queste dichiarazioni già l'ho fatte quando ho collaborato, sì. Ho fatto pure... Quindi circa un mese prima per quanto riguarda il suo ricordo. Sì. Mi ricordo che era un fiorino pieno di frutta. Era uno che vendeva frutta lì a Partanna Mondello. E a chi l'avete consegnato? Soltanto questa domanda e poi passiamo ad altro. Se lei ha partecipato materialmente alla consegna. Alla consegna no, alla consegna ci è andato Giovanni Ferrante che ha detto che l'ha consegnato ai trapanesi e ai mazzaresi. Ho capito. Senta, io l'ho dato a Giovanni Ferrante il fiorino. Anche se... Giovanni Ferrante l'ha dato che aveva un appuntamento all'entrata dell'autostrada. Così mi ha detto, poi non lo so se sono venuto poi dopo, il giorno prima, però è una cosa che si era stato incaricato lui. E Biondino le aveva fatto espressamente il nome di Germanà come vittima di un... Salvatore Biondino, sì. Ma non era solo Germanà che doveva morire in quel periodo dovevano morire tanti. Sia quelli che hanno voltato le spalle a Reina e alla Commissione, a Cosa Nostra, a tutti noi, e sia anche quelli che davano fastidio. Gente che prima magari se ne parlava bene e poi invece dopo la sentenza della Cassazione è cambiato tutto. Prima se ne vantava Reina e Biondino che avevano buone amicizie e che avevano trovato le persone giuste per aggiustare il max processo. Gente che ne parlavano bene, poi tutto assieme invece si dovevano ammazzare. Allora, queste domande gliele avrei fatte dopo, però intanto, visto che lei stesso ha preso l'argomento rispondendo ad un'altra domanda, le chiedo di riferire quali discorsi lei ha direttamente sentito circa propositi omicidiari dopo la sentenza del maxi processo, comunque in quel periodo, perché siamo partiti da un riferimento all'omicidio Germanà, al programmato omicidio Germanà. Lei ha detto non era il solo che si doveva ammazzare. Io le chiedo intanto di riferire per quello che lei ha direttamente sentito o per aver ricevuto incarichi o in altro modo all'interno di Cosa Nostra, le chiedo di sapere chi in quel momento veniva indicato come vittima di
programmato attentato nel 1992. E poi casomai ci torniamo. Parliamo dopo la sentenza della Cassazione. Sì. Perché prima della sentenza della Cassazione le cose erano diverse, tutti erano bravi, perché ci fu un periodo, dottore Reina e Salvatore Biondino nell'88, sto parlando 88, era giù di morale, erano caduti come persone, si sentivano disperati, perché poi ci fu un periodo che invece si vantavano, che erano entusiasti perché avevano trovato le persone giuste. Nel processo, per trovare le persone giuste, anche per il magis processo che c'era in corso, io parto un po' prima perché, per inquadrare meglio queste persone. Mi ricordo che quando c'è stato il magis processo si faceva il nome di tutti quelli che erano sempre stati membri anche di Cosa Nostra, importanti, anche politici che aggiustavano processi, che si interessavano per aggiustare i processi. Io mi ricordo, parto degli anni 70, dove che si sapeva, era risaputo che i Salvo, Lima, i fratelli Gioia, che all'epoca era ministro, Di Fresco, che io ci andavo direttamente pure con i Michalizzi, che aveva l'ufficio sopra il Cinema Fiamma, i Gioia, che io ci sono andato pure con Salvatore Michalizzi ed Enzo Sutera in via, non mi ricordo come si chiama, forse via Mariano Stabile, che avevano un ufficio dove c'era la Birreria Italia, la Banca Italia, Birreria Italia, non mi ricordo se si chiama via Mariano Stabile, comunque mi ricordo. Sempre per questione che c'era questa alleanza con i politici, con gente che si occupava di politica per aggiustare i processi, perché c'era il magis processo, scusa vado un po' indietro, mi ricordo pure i Salvo, i Badalamenti, i Gioia, che si sapeva che si erano interessati per i 114, quando c'è stato il processo dei 114, quando c'è stato che avevano arrestato Luca Bagarella nel 76, si sapeva che si erano interessati pure loro, che c'era pure in questa cerchia di persone anche Michele Greco si interessava per aggiustare i processi, assieme con Franco Di Carlo, che si sapeva che era risaputo che lui era uno che per sparare Franco Di Carlo non era buono, ma per aggiustare i processi aveva dei canali importanti, come l'avevano i Salvo, come l'avevano i Greco, come l'aveva Gioia, come l'avevano. A quale Franco Di Carlo si sta riferendo? Io, Franco Di Carlo della famiglia di Altofonte, i fratelli Di Carlo, Franco, di quello collaboratore, e poi ce n'è Andrea. C'erano 3 fratelli Di Carlo. Però, signor Onorato, torniamo un attimo alla domanda che le ribadisco, che riguarda proprio il periodo successivo al 30 gennaio 92, quando c'è la sentenza del Maxi in Cassazione. Sì, scusi se sono andato un po' indietro. No, ho capito qual era il senso del suo andare indietro, certamente opportuno, però adesso torniamo, veda se è in grado di rispondere a questa domanda. Lei ha detto non era il nome di Germanà il solo nome che si faceva di persone che dovevano essere uccise. Io le ho chiesto in maniera molto concreta e spero precisa quali erano gli altri nomi che lei ha sentito fare in quel momento come possibili vittime di attentati da parte di Cosa Nostra, di attentati, di omicidi da parte di Cosa Nostra. Allora, c'era tutta una lista che si dovevano fare ammazzare, a parte se avesse avuto possibilità Reina l'avesse ammazzato a tutti, diceva sempre così Salvatore Biondino, Salvatore Reina, che se avessero avuto possibilità l'avesse ammazzato a tutti i politici.
per quello che era successo, per la sentenza andata male del Max processo. Però c'era una lista prioritaria di uccidere il commissario Germanà, l'onorevole Vizzini, Calogero Vizzini, era nella lista, di cui io ho fatto pure le dichiarazioni quando ho collaborato, che si pedinava, ma era un po' difficile perché c'era l'elicottero che la mattina lo veniva a prendere. Dove, mi scusi, perché è sicuro che il nome di battesimo... A Mondello, Partanna Mondello, la discesa, lui abitava alla discesa, in quel periodo, la discesa di Valdesi, aveva una villa lì. E lei l'ha pedinato Poi quando, signor Onorato? Quando l'ha pedinato? In che periodo? In questo periodo, dopo l'omicidio Lima, attentati, Falcone, sempre in quel periodo. Quindi dopo l'omicidio Sempre dopo Lima? la sentenza, sempre dopo la sentenza parlo io. Dopo la sentenza tutti questi incarichi vengono. Tutti questi incarichi vengono dopo la sentenza, non è che c'è stato prima se ne parlava bene, poi si dovevano ammazzare. Germanà, Vizzini che... Prima se ne parlava... Vizzini che era sottoposto... Ma io posso dire che se ne parlava bene pure, dottore, io certe cose, guardi, perché poi ne paghiamo le conseguenze, accusando certe persone. Io mi sento solo anche per questo motivo, perché mi vedo che certe volte che non ho forza, potrei dire tante cose, magari dico, ma è meglio che questa cosa non la dico, perché paghiamo le conseguenze, questa è la realtà, non è che io accusando, non è che questo di Vizzini l'ho detto 16 anni fa, quando ho collaborato. Signor Onorato, lei ora in questo momento è testimone, ha letto anche una formula di impegno, quindi se io le faccio delle domande ma lei deve rispondere secondo verità e completezza di sue conoscenze. E allora le chiedo, oltre, quindi abbiamo per ora fatto il nome, lei ha fatto il nome di Germanà Vizzini, e di Vizzini che... Mannino, Calogero Mannino doveva essere ucciso, che prima se ne parlava bene, di questo ne ho parlato pure quando ho collaborato, il ministro Calogero Vizzini. Salvo Lima era il primo che aspetti nella lista allora assieme al figlio. Ci sono due persone diverse che ha citato, Vizzini e Mannino, è giusto? Sì. Allora per Vizzini lei ha eseguito anche dei pedinamenti ha detto a Valdesi, ha detto pure che c'era forse io pubblicamente prima di andare avanti anche su questa lista, anticipando, ma è chiaro che è un argomento che poi alla fine dovremo andare, quindi forse è opportuno precisarlo sin da adesso. Onorato ci riferisca quali sono innanzitutto le fonti delle sue conoscenze. Sì, io l'avrei chiesto in quanto componente reggente della Commissione o quanto componente del gruppo di fuoco, vorremmo essere un poco più precisi su questo e poi affrontiamo. La fonte è Salvatore Biondino, signor Presidente, la fonte è Salvatore Biondino, di cui è ambasciatore della Commissione di Cosa Nostra. Quindi lei mi faccia capire, in quel periodo non partecipa a riunioni di Commissione? Perché lei ci ha detto che rivestiva la qualità di reggente, la carica di reggente. Della famiglia. No, esatto. Mi spiego un poco meglio. Quindi della famiglia, non aveva preso il posto che precedentemente era stato... Perché lei ha detto che i Madonia erano tutti in galera, ma Madonia ovviamente era anche capo di mandamento. Nel 92 non sono... Lei si riferisce alla famiglia o al mandamento di cui era capo Madonia? Che mi è sembrato di capire, se può darsi che mi sbaglio, che lei ha detto i Madonia erano tutti detenuti e quindi io sono diventato reggente. No, Presidente. No, Nell'87. quello è un altro discorso, signor Presidente. E allora ce lo precisi. Madonia, io non c'entro niente con la famiglia di Madonia. No, i Madonia sono un altro mandamento. No, io ho detto che i Madonia nell'87, quando io esco, sono tutti in carcere e momentaneamente la carica la veste come capo mandamento Armando Bonanno. Poi, va bene. Allora, no, quello è un altro discorso. Quindi lei allora non partecipa a nessuna commissione e ha il suo canale è Salvatore Biondino, se abbiamo ben capito. Io sì, perché il reggente non può partecipare alla commissione, sono allora i capi mandamenti. Quindi la sua fonte è Salvatore Biondino. In quel momento nel 1900... Aspetti, signor Onorato, nel 1992, in quel momento,
Salvatore Biondino, rispetto al mandamento di San Lorenzo, quale carica rivestiva o quale incarico di fatto rivestiva? E poi l'altra domanda, di fatto nel 1992 quali erano, se c'erano, i rapporti diretti e personali, se c'erano, tra Salvatore Biondino e Salvatore Riina? Visto che la sua fonte intanto è Salvatore Biondino, cerchiamo di chiarire nel 92 in seno a Cosa Nostra, in seno agli organismi di vertice di Cosa Nostra, qual è il ruolo di Salvatore Biondino? Il ruolo di Salvatore Biondino nel 92 è capo mandamento e anche membro della commissione, faceva parte della commissione, è coordinatore di commissione, perché lui coordinava pure la commissione, lui mandava pure gli appuntamenti anche per coordinare la commissione. Diverse volte ci sono stati che io ho dato appuntamento una volta io ho dato l'appuntamento a Giuseppe Lucchese, in quanto c'era una riunione della commissione all'Arenella dove che sedeva assieme con Armando Bonanno, che in quel periodo, nell'87, io sono andato a trovare e dare appuntamento che si doveva riunire la commissione all'Arenella, e ho dato l'appuntamento, ordine preso da Salvatore Biondino, a Peppuccio Lucchesi, che sono andato a trovarlo al bar Rosanero, non dentro il bar Rosanero, ma vicino al bar Rosanero, dove c'era un portone, che sono entrato lì dentro, che avevano dato un appuntamento per un giorno essere presente alla commissione che si doveva tenere all'Arenella. Questo sono cose che Salvatore Biondino mi ha detto di fare, ho fatto. Dopo il 92 Salvatore Biondino veste la carica sia come coordinatore, ma sia anche come capomandamento e sia come regista di tutto quello che deve succedere in Cosa Nostra. Salvatore ha una lista di tutti quelli che devono essere ammazzati e diceva pure che se avesse possibilità l'avesse ammazzata a tutti i politici dopo la sentenza di Cassazione. Io mi ricordo che si doveva fare l'omicidio Vizzini, mi ricordo che si doveva fare, ma direttamente, no? Io parlo direttamente con Salvatore Biondino. Aspetti, andiamo l'omicidio Lima. Aspetti un attimo. Per ora tralasci l'omicidio Lima, sul quale andremo dopo. Del fatto che si doveva uccidere il politico Vizzini, lei apprende da Salvatore Biondino. Ha già detto di avere fatto anche, se non ho capito male, qualche servizio, diciamo, di osservazione su questa villa del politico Vizzini a Valdesi. Ho capito bene? Ho capito male? E assieme con Giovanni D'Angelo era quello che si occupava di più di pedinamento. Giovanni D'Angelo era un uomo d'onore della famiglia di Partanna Mondello, colui che mi ha portato la moto. Sì. Poi ci torniamo al ruolo di Giovanni D'Angelo anche nell'omicidio Lima. Le chiedo, questi servizi intanto di osservazione su eventuali movimenti del Vizzini, lei ricorda, rispetto all'omicidio Lima, che è un fatto per lei indimenticabile, ha già detto di essere stato il principale esecutore materiale, ricorda se sono precedenti o successivi rispetto all'omicidio Lima? Successivi. Prima Totorreina, detto da Salvatore Biondino, Totorreina voleva ammazzato subito a Salvo Lima e al figlio, se c'era possibilità, e Andreotti con il figlio. Questi erano i primi che dovevano morire, e infatti è stato il primo Salvo Lima, e che poi doveva morire di Salvo, tutto quello che ora io poi le dirò. Va bene, quindi Vizzini abbiamo detto dopo. Poi lei ha parlato di Mannino, sul fatto che in questa lista di vittime designate ci fosse Mannino. Lei cosa ha appreso e da chi ha appreso? E se ha eventualmente appreso se questo progetto è sfociato anche in qualche tentativo di organizzare l'attentato a Mannino, non so, osservazione, pedinamenti, qualcosa del genere.
Se lo sa, ovviamente, signor Onorato. Lei intanto da chi ha appreso che tra i politici che dovevano essere uccisi c'era Mannino, l'allora ministro Mannino? Parlo sempre di Salvatore Biondino, che è ambasciatore di Commissione. Lei riceve, lei o altri del suo gruppo, rispetto al progetto di uccidere Mannino, conosce qualche altro particolare? Riceve lei qualche incarico? Quanto riguarda Mannino, si deve uccidere. Intanto quello che non è che si possono uccidere tutto in un giorno, perché poi ci vuole pure, ma man mano c'era questa lista di uccidere queste persone che si dovevano uccidere i Salvo, i cugini Salvo, si dovevano uccidere Andreotti, si doveva uccidere Martelli, perché l'avevano pure con Martelli, in quanto Martelli era stato assieme con Craxi e si parlava pure di Gardini, ai tempi che c'era Gardini, ai tempi che c'era Ferruzzi, tutte persone che si interessavano per Cosa Nostra, stiamo parlando. Craxi e Martelli l'abbiamo fatto diventare noi ministro di Grazia e Giustizia, perché Buscema Antonino, della famiglia di Passo di Rigano, aveva nelle mani queste persone come Ferruzzi, Craxi, Martelli. Lui aveva detto a noi, che abbiamo pure finanziato con 200 milioni di lire, noi come famiglia di Partanna Mondello abbiamo uscito 200 milioni di lire per finanziare il Martelli e portarlo nell'88, anni 88, a farlo diventare ministro di Grazia e Giustizia, dove che ci diceva che poi si è avverato la realtà, perché quello che ha detto si è mantenuto, che piano piano faceva uscire i mafiosi, tutti con gli arresti domiciliari, arresti ospedalieri, che carcere non se ne faceva nessuno. Questa è una cosa che io ho vissuto personalmente, che ho finanziato dalla cassa di Partanna Mondello, abbiamo dato i voti, ed era pure nella lista di ucciderlo. E perché doveva essere ucciso? Martelli comunque diventa ministro di Grazia e Giustizia successivamente, diciamo, nel 91. Sì. Perché sì. Poi, se voi lo avevate, diciamo, in qualche modo addirittura finanziato, lei dice nell'88, poi vedremo la data precisa. 88, 89, insomma 87, non mi ricordo. Perché poi Martelli doveva... Forse 87, no, forse 87. Scusi. 87. Perché poi nel 92 diventa un bersaglio da colpire? Martelli, se lo sa, signor Onorato, le chiedo sempre fatti e non interpretazioni eventualmente. No, io gli dico solo quello perché poi non lo so, ma io so solo che andando male in questo processo ci sono io gli ho detto che Reina diceva sempre, Salvatore Biondino, che se c'era possibilità voleva ammazzare a tutti i politici. Ma sa perché Reina accusa sempre lo Stato? Perché Reina in ogni intervista, ogni volta che si fa intervistare o affaccia una televisione dice sempre lo Stato, è perché sa lui benissimo come sono andate le cose. Non è perché accusa lo Stato, perché accusa lo Stato che lui sta pagando il conto. E lo Stato non sta pagando niente. Scusi, perché per questo motivo che Reina accusa sempre lo Stato. Non è che l'accusa perché è una cosa che si inventa, ha ragione di accusare lo Stato. Io dico che ogni volta che vedo Reina che accusa lo Stato, accusa tutti Violante, accusa questo, accusa quello, accusa lo Stato che manovra, che fa, ha ragione. Ma guardi, accusa lo Stato perché... Sulla base di quali eventuali sue conoscenze lei dice questo? Cioè chi sono e quali sono i profili per cui uomini dello Stato dovrebbero essere accusati e dovrebbero pagare quello che stanno pagando? Lei dice Rina sta pagando, uomini dello Stato no. Sulla base di sue conoscenze, signor Onorato, ci spieghi meglio questa sua affermazione. Quando lei dice Rina ha ragione dicendo sto pagando solo io, perché, signor Onorato, lei dice che ha ragione? Sulla base di quali eventuali conoscenze lei dice che qualcuno dovrebbe pagare? E mi riferisco in particolare a questi soggetti che lei ha citato come bersaglio possibile di possibili attentati nel 92.
sulle conoscenze che io ho fatto 20 anni di Cosa Nostra e in 20 anni di Cosa Nostra è stato sempre risaputo e sentito, ho vissuto tante di quelle cose che non è che quando si parla di trattativa con lo Stato, io dico la trattativa, ma che trattativa se c'è stata sempre una convivenza? Io ho sempre visto la convivenza fra i politici e Cosa Nostra. Dov'è questa trattativa se c'è stata sempre la convivenza? Io ho parlato di Dell'Utri, rapporti con Dell'Utri, nei processi, ho avuto direttamente a che fare, non per sentito dire, ma io ho avuto direttamente a che fare con Dell'Utri, ma come imprenditore, ma poi... ne ho sentite di cotte e di crude da quando ero in Cosa Nostra. Non è che Cosa Nostra si occupava, che in Cosa Nostra c'erano i ladri, i rapinatori. Cosa Nostra è un'organizzazione veramente, era fatta di queste persone. Ora Reina, quando accusa lo Stato, ha ragione, dico io, di accusare lo Stato, perché poi è stato abbandonato. Prima ci hanno fatto fare le cose, non solo a Reina, ma parlo di Cosa Nostra, tutta la commissione. Prima ci hanno fatto fare le cose, ci hanno fatto ammazzare dalla Chiesa, il signor Crax, il signor Rangeotti, che si sentivano un fiato addosso. Queste cose che io ho sentito in Cosa Nostra da Biondino, da Saro Riccobono, da Civeletti, da Madonia, con i Calato, ne abbiamo sempre parlato. E quando poi succede pure che... perché non è che viene a combattere la mafia dalla Chiesa a Palermo perché dava fastidio a Reina, ma perché ha dato fastidio, quello che è sempre, parlando sempre con Biondino, parlando sempre con Cosa Nostra, con le persone di Cosa Nostra. Quindi, di queste mie conoscenze io dico queste cose, ha ragione, perché prima gli hanno fatto fare tutto quello che si è fatto, poi al momento in cui l'unione pubblica scende in piazza e lo Stato reagisce, i politici si fanno tutto a nascondere, e si nascondono tutti, e allora diciamo sì, ora va ammazzato tutti. Ecco perché dico, se avesse avuto possibilità l'avesse ammazzato a tutti. E perché accusa sempre lo Stato? Per questo motivo. Ho capito, quindi secondo quello che le ha detto Biondino, quali sono i delitti che Riina ha fatto e che però altri gli avrebbero detto di fare? Secondo quello che le ha detto... L'omicidio alla Barbera, il commissario che poi è morto, di questo se ne parlava bene. Io, dispiace... No, aspetti, forse perché non è stato fatto l'omicidio del dottore alla Barbera. Le chiedo, e poi torniamo... No, ma io ho partecipato però a un piano di ammazzarlo. Sì, ora le chiedo. Torniamo un attimo indietro perché lei ha fatto il riferimento a Dalla Chiesa come esempio di un omicidio commesso da Riina e da Cosa Nostra, ma su richiesta, così ho capito, di altri. Allora io le chiedo, per quello che lei ha saputo da Biondino o da altri esponenti di Cosa Nostra, ci sono altri delitti che Riina e Cosa Nostra hanno fatto ma che sono stati in qualche modo sollecitati, richiesti da esponenti politici o delle istituzioni? Per quello che sa, non per quello per quello che le è stato detto eventualmente. Io, di quello che mi è stato detto, l'omicidio Mattarella è stato pure pressato da altri politici. L'omicidio Mattarella è stato... Poi, per quanto riguarda l'omicidio Dalla Chiesa, in questo momento no, io volevo fare, signor dottore Di Matteo, per questo ho detto se potevo essere sentito un altro giorno, perché la mente non ce l'ho fresca, io sono molto disturbato in questo momento. Però, come si dice, mangiando si fanno molliche, che uno mangiando poi dice chi mangia fa molliche. Parlando ricordo certe cose. Però era meglio essere sentito con una mente un poco più fresca. Poi non ha importanza perché certe cose... però penso che siano cose indimenticabili. Se uno sente dire una cosa del genere, la ricorda. No, sai, indimenticabili sono le cose quando uno li fa, ma quando uno magari li sente dire o ne parla, sono cose che
sono cose che magari li posso dimenticare, perché sa quante cose io mi ricordo e quante volte sono andato in processo e il giudice oppure gli avvocati mi dicono ma scusa perché non l'ha detto prima? Ma io lo sto dicendo adesso, per coscienza me lo sto ricordando e lo sto dicendo. Se me lo sono ricordato dopo e non lo devo dire, non lo dico. No, lei in questo momento deve dire tutto. Una volta sono andato a processo Giacalone per le misure di prevenzione, mi sono ricordato che abbiamo ucciso 2 persone per conto dei Giacaloni perché avevano fatto la rapina, avevano ucciso. Rimaniamo però sul tema, vediamo delle domande più specifiche. Sì, allora. sì. Quindi la domanda è stata fatta dei personaggi che sarebbero stati, dei delitti sarebbero stati eseguiti su commissioni anche di soggetti esterni a Cosa Nostra. Questa era la domanda che le è stata fatta. Lei ha citato Mattarella, ha citato Dalla Chiesa, ce ne sono altri? Mi riservo perché ce ne Va sono bene, altri. quindi in questo momento non ricorda altro. Lei ovviamente se lo sa non può riservarsi perché sa che ha l'obbligo di dire, si è impegnato. Sì. Se non lo ricorda è un altro discorso in questo momento. No, non ricordo, ma ce ne saranno altri perché non mi ricordo in questo momento. Allora, andiamo avanti con le domande del pubblico ministero. Allora, signor Onorato, lei sa se nel 1992, concentriamoci proprio su quel periodo successivo all'omicidio Lima, sul quale poi torneremo con poche domande perché abbiamo la sentenza definitiva. Lei sa se in quel periodo si discusse in Cosa Nostra, oltre alla possibilità di uccidere Vizzini, Mannino, la possibilità di uccidere il dottore Arnaldo La Barbera, funzionario della Polizia di Stato? Io personalmente sono stato incaricato di andare alla Bella del Golfo e vedere i movimenti, di cui ci sono i verbali che già ne parlo 16 anni fa, Sì. 17 anni fa, perché io ho collaborato 17 anni fa e le prime cose che ho detto sono state proprio anche quelle della Barbera. Di uccidere la Barbera alla Pella del Golfo, di cui la Pella del Golfo era proprietaria di un certo avvocato Ponte, Dove si amico trova? intimo e socio in affari con Salvo Lima, dove che Salvatore Reina diverse volte faceva pure delle riunioni. Io ho accompagnato una volta Salvatore Biondini alla Bella del Golfo, dove che, e parlo di 2 mesi prima di uccidere Salvo Lima. Dove si trova questa Perla del Golfo? Bella del Golfo si trova a Terrasini, località Terrasini, Cinisi Terrasini, dove c'è Città del Mare, che qui nello stesso residence alloggiava il dottor La Barbera, che doveva essere ucciso. Ma la cosa strana quando mi hanno detto di uccidere La Barbera, che poi si stava facendo pure un piano per farlo saltare in aria, dove che si doveva scaricare un camion di terra, con Salvatore Biondino avevamo parlato che Giovanni Ferrante casomai o si metteva nel contenitore per farlo saltare in aria, perché lui la mattina se ne usciva assieme con la scorta e avevamo pure già battuto la strada dove che deciso il luogo dove che si doveva fare saltare in aria, dottor La Barbera. Però c'è una cosa strana, dottore. Prego. Il dottor La Barbera aveva ucciso 2 persone a Palermo, 2 rapinatori. E nessuno ha preso provvedimenti di ammazzare La Barbera in quel periodo. Quando La Barbera uccide 2 rapinatori che io pure conoscevo dall'Acquasanta, zona via Montalvo, nel mandamento di Nino Madonia non prende nessun provvedimento di ammazzare alla Barbera, perché nessuno si poteva permettere di ammazzare un rapinatore e neanche un rapinatore poteva ammazzare un altro rapinatore, solo Cosa Nostra poteva ammazzare a Palermo. Chiunque sia stato, chiunque fosse, veniva ucciso. Se La Barbera ha ammazzato i 2 rapinatori, che uno si chiamava Mimmo Fasone e un altro che è stato ferito, è scappato, quello che è Giovanni Pumo, che io conoscevo, si è fatta pressione da alcuni uomini d'onore, primo io,
perché non si uccide la Barbera? Come si permette questa ammazzare dei rapinatori dentro un salone per tagliarsi i capelli, un salone di barbiere? E quando era avvenuto questo fatto? No? Al di là della parlo dei anni 80, ma non mi ricordo, 85, 86, non mi ricordo. Comunque stava 87. E invece, scusi Onorato, Quando... questi pedinamenti alla Perla del Golfo, quando li ha collocati? Perché lei ha parlato prima dell'omicidio Lima. No. I pedinamenti sì, dopo l'omicidio Lima. Dopo o prima? Perché poco fa invece mi era sembrato... La cosa strana sa qual è? Aspetti, risponda alla domanda del Presidente, prima di tutto. I pedinamenti del dottore La Barbera alla Perla del Golfo li sa collocare nel tempo, prima o dopo l'omicidio Lima intanto? Dopo. E allora prima le chiedo, è stato l'omicidio Lima. Le chiedo ulteriormente... È un inizio Salvo Lima. Sì, Salvo Lima è l'inizio, appunto, l'aveva già detto all'inizio. E per quanto riguarda i pedinamenti del dottor La Barbera, può essere più preciso nella collocazione temporale se io le chiedessi di ricordare se sono stati prima o dopo la strage di Capaci del 23 maggio? Se lo riesce a ricordare? Dopo. In che periodo lei pedina o comunque studia la situazione per programmare l'attentato alla Perla del Golfo di Terrasini nei confronti del dottor La Barbera? Che periodo dell'anno è? Invernale, autunnale, estivo? Luglio-agosto 92. Luglio-agosto 92. Perché io ci vado pure ad alloggiare alla Perla del Golfo. Per questo motivo. Per studiare meglio i movimenti del dottor La Barbera ci va ad alloggiare? Sì, io vengo ad alloggiare con mia moglie e i miei figli e mi sto 2 mesi pure là. Io ho 2 mesi che mi vado ad alloggiare alla Perla del Golfo. Per vedere tutti. Io addirittura mi ha detto se si poteva fare con il silenziatore, Salvatore Biondino, se si poteva fare col silenziatore, la pistola e il silenziatore, in piscina, perché io avevo visto, ho detto Salvatore, vedi che lui diverse volte va in piscina e rimane da solo, neanche va a mangiare, con una donna a fianco, che era una donna alta, più alta di lui, e molto più giovane, e che da un muretto dietro la piscina si poteva fare, neanche c'era bisogno di entrare dentro la piscina, da di fuori stesso si poteva fare. Solo che poi lui si è rinforzato la scorta, perché lì prima se ne andavano. Quando poi è successo l'attentato a Borsellino, che io già ero lì, su di lui si è rinforzato la scorta. La scorta prima la scorta lo prendeva, lo lasciava e se ne andava. Poi la scorta lo lasciava e rimaneva la scorta lì sotto davanti al portone dell'hotel Perla del Golfo. Allora si è studiato di farlo pure mentre che lui era in piscina. Poi si è fatto pure il fatto che si poteva fare quando lui la mattina usciva assieme con la scorta, che se ne andavano e prendevano il tragitto. In questo tragitto si poteva buttare Giovanni Ferrante, che aveva i camion, poteva buttare un camion di terra, come se c'erano lavori in corso, e lì si poteva mettere il tritolo. Queste sono sempre dichiarazioni che già io ho fatto 16 anni fa. Sì. Senta, al di là degli aspetti... Ma la cosa strana ci dicevo... Ecco, ho capito da quello che lei ha detto che una domanda sicuramente da fare è questa. Se lei sa, se le è stato detto, per quale motivo lo stesso dottore La Barbera, nei cui confronti non si era pensato di adottare nessuna iniziativa di punizione e di vendetta per l'episodio della sparatoria nel salone della parrucchieria, poi nel 1992 diventa un bersaglio da colpire. Le è stato detto perché nel 1992 si doveva uccidere La Barbera e poi eventualmente, visto che fortunatamente non è stato fatto l'attentato, perché non è stato fatto? Per difficoltà di natura organizzativa o perché c'è stato un controordine? Mi dica lei. No, l'ordine era sempre da ammazzarlo, solo che poi ci fanno sapere che ci sono i mandati di cattura
per me il mandato di cattura e le custodie cautelari firmate per l'omicidio Lima, che c'è Gaspare Mutolo che collabora, e quindi diciamo che a me mi dicono Salvatore Biondino, mi dicono di stare attento perché già abbiamo, vedi che tu c'hai i sbirri addosso che ti stanno seguendo, perché Salvatore Biondino gli dicono, non so chi glielo dice, ma persone dello Stato, che io sono indagato anche nell'omicidio Lima come mandante. Infatti quando mi viene a me la DIA a casa, io non ci sono a casa, perché mi dicono di non andare a casa. Io sono stato sempre a casa. A casa non ci sono perché mi dicono che ti devono venire a arrestare, perché c'è Mutolo che collabora e che sono nei 24 mandati di cattura, assieme con Reina e altri, Provenzano e tutti altri, non so se c'era Provenzano, Calò, Brusca e tutti, come mandante per l'omicidio Lima. Arrivano a casa e a me non mi trovano alle 5 di mattina, io già sapevo che dovevano venire, ma queste sono dichiarazioni che ho fatto pure quando è stato. Quindi non si fa per questo motivo, perché mi dicono che abbiamo gli sbirri addosso. Senta, però non ha risposto alla prima parte della mia domanda. Lei sa i motivi, qualcuno le espose i motivi per cui nel 92 doveva essere ucciso? Cioè qualcuno le dice perché doveva essere ucciso la Barbera? Perché Era nella stessa lista di zii, Lima, commissario Germanà, nella lista di quelli che devono essere uccisi. Però gli dico io, ma scusa, quando c'è stato che questo a Salvatore Biondino, quando c'è stato che questo ammazzato il rapinatore doveva essere ucciso, il signor Nino Madonia non l'ha voluto toccato, dice che Nino Madonia no, non si tocca la Barbera. Tato Reina non l'ho toccato nulla la Barbera. Ecco dove c'è la stranezza, perché c'era chi diceva pure, Salvatore Biondino, che era una persona, questo me lo dice Biondino, che la Barbera era una persona poi teneva i servizi segreti, che era una persona con i Madonia in buoni rapporti, e quindi si poteva permettere di ammazzare i due rapinatori? Nessuno si può ammazzare. Però poi nel 92 cambia questa situazione. Si può ammazzare. E questa è una cosa che io... Cioè lei sa perché la situazione è cambiata? Perché lo stesso La Barbera che prima non volevano toccato, poi nel 92 invece diventa un bersaglio, addirittura le danno l'incarico di andarlo a uccidere. Un bersaglio? Perché prima no? Lo ha saputo, questa domanda che lei oggi si pone correttamente, logicamente, diciamo. Per esempio l'apposta a Salvatore Biondino ha avuto una risposta, se ha posto con Salvatore domanda. Biondino, sempre con Salvatore Biondino, dottore, sempre con Salvatore Biondino. E lei l'ha fatta questa domanda a Salvatore Biondino, perché prima no e ora sì? Se l'ha fatta... Sempre per questo motivo, per quanto riguardava che era pure nella lista riguardante al Magris processo. Perché prima era buono, prima si vantava Reina ad avere tutte queste amicizie, che aveva trovato i canali, che aveva... Poi può darsi pure che mi dicono, magari mi diceva pure cose perché sa, certe volte possono pure deviare, possono pure... ma io non avevo un motivo, perché io ero in buoni rapporti con Salvatore Biondino. Ci conoscevamo da ragazzi, abbiamo fatto cose assieme, eravamo assieme, c'era fiducia, fratellanza e cose. Quindi, prima è strano perché non lo vogliono toccato, poi nel 92 invece si deve ammazzare. Ho capito. Andiamo ad una cosa che lei ha detto. Subito dopo il maxi processo comincio a sentire che si devono, nel progetto di Cosa Nostra, c'è l'uccisione dell'onorevole Lima e del figlio, ha detto, eppure mi pare che ha detto, mi corregga il Presidente se sbaglio, di Andreotti, che all'epoca era il Presidente del Consiglio, e del figlio.
Allora, io le chiedo queste cose sempre da chi le ha sentite dire, in che contesto, e soprattutto intanto mi spieghi, se allora gliel'hanno spiegato, il perché del coinvolgimento anche dei rispettivi figli del Presidente Andreotti e dell'onorevole Lima. Perché i figli? I figli erano i figli erano pure bersaglio che dovevano essere ammazzati, ma forse perché avevano subito questo torto e c'era questa cattiveria di ammazzare pure i figli, che secondo me non c'entravano niente, secondo me. Poi non lo so perché volevano ammazzare i figli, ma erano così carichi dalla delusione del maxi processo che se Reina, ripeto, si poteva ammazzare a tutta e Salvatore Biondino ammazzava a tutti. Era esclusivamente per questo motivo, perché avevano avuto una sconfitta al maxi processo, erano stati sconfitti. Lei sa... Solo per questo, perché c'erano tutte le amici nostre consumate. Questa era la parola di Salvatore Biondino, perché c'erano tutte le amici nostre, tutte rovinate. Per colpa di queste figlie, insomma, mi ha detto parolacce. Insomma. Per quanto riguarda il progetto di uccidere Andreotti... Ma io posso, scusi. Ah, sì, scusa. No, prego, se vuole aggiungere qualcosa, completi la sua dichiarazione. Io mi ricordo nell'80, ora perché io nell'80 mi ricordo a Mondello, mentre che c'era Saro Riccobono, un'altra cosa che posso risalire, è arrivato uno dei Zazza e uno dei Nuvoletta, perché noi Cosa Nostra avevamo la famiglia a Napoli, in Campania, ogni regione c'era una famiglia. A Napoli c'erano per noi i Nuvoletta, c'erano i Zazza, i Baidellino, che erano molto intime con Saro Riccobono, perché erano di Marano. A Marano Saro Riccobono si era fatta la latitanza negli anni 75, non mi ricordo quello che è. Un giorno sono arrivate queste persone, 2 o 3 di Napoli, hanno portato le mozzarelle di bufala. E io ero lì assieme con altri uomini d'onore. L'unico rimprovero che ci hanno dato a Saro Riccobono era di dire a Totò Riina che il ministro Gava, il politico Gava, di non mandare più cassate perché ci stava venendo a diabete. Questa è una cosa che mi è rimasta impressa. Gli rimprovano di dire a Reina che non manda più cassate al ministro Gava perché ci sta venendo la diabete. Questa è una cosa che mi è rimasta impressa nel 1980, 81, 80, 79, comunque siamo in quel periodo. Vabbè, torniamo però al 92 alla domanda che lei ed eravamo in una villa di un certo d'Agostino. Sì, onorato, va bene, però la domanda riguardava il 92, quindi ritorniamo al 92, quello che l'ha chiesto il pubblico ministero a proposito quindi dei figli. Quindi a proposito, cioè io le avevo chiesto se lei aveva sentito perché Andreotti e Lima dovevano essere colpiti insieme ai rispettivi figli. Lei ha fatto capire che era un modo, diciamo, per aggravare la vendetta, questo ho capito bene? Erano troppo accaniti, erano troppo delusi, avevano una cattiveria in quel momento che, ripeto, se potevano... Io guarda, quando sono andato a ammazzare a Lima sono stato rimproverato perché non ho ammazzato anche agli altri 2. Sì, ora ci arriviamo. Ma hanno detto di ammazzarla a tutti. Ora io invece non me la sono sentita. Sì. Prima di passare, questa credo che sia la mia ultima domanda, prima di passare alle domande specifiche sull'omicidio Lima. Per quello che lei sa, questo progetto di uccidere Andreotti e il figlio comportò una qualche attività da parte di uomini di Cosa Nostra per cercare di capire come e dove poter colpire l'allora Presidente del Consiglio Andreotti, cioè ci fu anche una fase in cui si pensò
o si iniziò a studiare la possibilità concreta di uccidere Andreotti? Se lo sa lei. A me quello che mi ha... Sì, la so perché Salvatore Biondino mi disse che per quanto riguardava Andreotti e il figlio si stavano interessando i fratelli Graviano a Roma, però ci veniva difficile perché dopo l'omicidio Lima, Andreotti e il figlio, Andreotti non usciva più di casa e si avevano rinforzato la scorta. E allora era una cosa un po' difficile, ma col tempo si sarebbe fatto. Questa è una cosa che mi ha detto Salvatore Biondino per quanto riguarda il fatto di Andreotti, che sono forse pure dichiarazioni che ho fatto quando ho collaborato. Andiamo al progetto di uccidere l'onorevole Salvo Lima. Lei ha già detto che è stato l'esecutore materiale, colui che ha sparato all'onorevole Lima, e abbiamo anche già prodotto la sentenza. Le volevo chiedere, rispetto alla data dell'omicidio, che poi fu il 12 marzo del 92, lei quanto tempo prima, da chi e in che termini riceve l'incarico di interessarsi di questo delitto? Io dopo la sentenza del maxi processo c'è stato subito che mi diceva Salvatore Biondino che avevano dato l'appuntamento a Salvo Lima e che lui aveva fatto buca, non si era presentato. Ma non solo a Salvo Lima, anche queste persone che io ho parlato di politici, dei politici che sono stati fissati degli appuntamenti e che non si sono neanche presentati. Che vuol dire avevano dato l'appuntamento? L'appuntamento per che cosa? Appuntamento per parlare. Salvo Lima era stato, ricordo, che era stato fissato un appuntamento, mi diceva Salvatore Biondino, e che non si è presentato. E allora questo era diventato pericoloso, questa cosa che lui non si era presentato. Ecco perché c'era la fretta di uccidere Salvo Lima, perché quando una persona si ci dà un appuntamento e non si presenta, si ci va subito a sparare. Anche in Cosa Nostra, dopo un minuto d'onore, era così. Perché certamente se non si presenta vuol dire che ha capito qualcosa. Ma l'appuntamento, per quello che le disse Biondino, gli era stato dato per parlare in che termini e di che cosa? Dopo la sentenza. Quanto riguarda questa sconfitta che si era avuta per il maxi processo. Poi invece si decide subito di prendere e ammazzarlo. Senta, poc'anzi, aspetti. Stiamo parlando febbraio. Poc'anzi però mi deve chiarire una cosa. Lei a proposito dell'appuntamento ha detto che gli era stato dato l'appuntamento a Lima e ha detto anche così come agli altri politici. Che a lei risulta che dopo la sentenza del Maxi ci fu anche un tentativo o ci furono degli appuntamenti con altri esponenti politici? Lei ha detto, Biondino mi ha detto, a Lima gli abbiamo dato l'appuntamento, non si è presentato, quindi questo è un motivo di ulteriore fretta nel passare alla fase successiva. Lei sa se un analogo tentativo di avere un incontro ci fu con altri politici? A me mi ha detto che l'appuntamento era stato dato a Lima con altri politici, però mi ha detto di Lima. Ho capito. Alla Perla del Golfo qualche mese prima, e insieme all'avvocato Ponte. C'era l'avvocato Ponte che era il proprietario e socio di Salvo Lima, dove che questo avvocato Ponte aveva dei buoni rapporti con Salvatore Biondino, Salvatore Reina, e anche con un certo Danna, che faceva parte del mandamento di Terrasini, uomo d'onore della famiglia di Terrasini. Avevano l'appuntamento in questo residence. Parlo del mese di febbraio. Non sono venuti all'appuntamento dove che lui era rassicurato dall'amicizia di questo
proprietario Ponte si chiamava. Ho capito. E allora passiamo, quindi l'onorevole Lima non si presenta, poi lei a febbraio, non vorrei confondere quello che ha detto con quello che ho letto, quando riceve l'incarico proprio di passare alla fase esecutiva, di studiare le abitudini di Lima per ammazzarlo? Nel momento in cui me lo dice, stiamo parlando di metà febbraio, fine febbraio, cioè 20 giorni prima, un mese prima, quello che è, abbiamo studiato tutti gli spostamenti, poi c'è stato il primo tentativo con la macchina, non si poteva fare, poi abbiamo deciso di farlo con la moto. Per ora fermiamoci all'incarico. Quando le viene dato l'incarico? Le viene dato l'incarico di studiare le abitudini per uccidere solo Lima o anche il figlio dell'onorevole Lima? E quale figlio? Anche il figlio dell'onorevole Lima. Del figlio se ne incarica pure Giovanni D'Angelo, uomo d'onore della famiglia di Partanna Mondello, che sarebbe quello che mi ha portato la moto quando io ho sparato a Salvo Lima, successivamente scomparso. Allora, noi abbiamo... Questo D'Angelo diceva che il figlio di Lima praticava un maneggio e che era facile da fare, però prima si doveva fare il padre. Allora, questo incarico lei lo riceve circa, quindi ha detto 20 giorni, un mese prima. Come vi muovete? Come vi muovete? In particolare, ci muoviamo che facciamo? In particolare ci lei... muoviamo che io con questo Giovanni D'Angelo, perché un po' si perdono le tracce di Salvo Lima, che non si, perché quando si ci dà l'appuntamento, questo non si vede, poi si sa che forse non c'è a casa, chi diceva che era all'ufficio di fronte il porto di Palermo aveva un ufficio, chi diceva che se n'era andato da Palermo, e allora la cosa era un po' preoccupante. Reina pressava, perché Salvatore Biondino diceva che Reina pressava da ammazzare a Lima subito, da ammazzare subito a Lima. E allora non si trovava, poi si vedeva, poi spariva, insomma poi si è un po' normalizzata la cosa e si è visto che faceva le sue abitudini, che la mattina usciva e se ne andava all'ufficio a Palermo, e abbiamo deciso di fare l'omicidio in quel tragitto tra Via delle Palme, Piazza Caibboto, dove che lui di solito, no Via delle Palme, scusi, Piazza Calboto, perché lui girava sempre di Piazza Calboto e poi saliva per andare alla Favorita da Valdese, che poi quel giorno ha fatto tutta un'altra cosa, poi saputo che doveva andare all'Hotel Palace per prenotare un banchetto perché doveva arrivare Andreotti. Ecco perché aveva fatto un altro tragitto quel giorno e non il solito che faceva le mattine successive che l'avevamo pedinato. Allora, secondo il programma che a questo punto, diciamo, concordate di ucciderlo a Mondello, chi si doveva occupare, chi doveva essere impiegato in questa fase dell'esecuzione del delitto e poi materialmente chi partecipò al delitto a vario titolo? E con quali compiti? Quindi lei ha detto, ha già detto io... Me lo sono stato... Prego. Me ne hanno dato a me l'impegno di organizzare Salvatore Biondino. Vedetela tu nel senso di come si muove, non si muove, tutto... Sia perché io facevo parte del gruppo di fuoco e anche perché maggiormente ma non perché ero reggente, ma perché facevo parte del gruppo di fuoco. Perché ci sono reggenti che in quel periodo, o capomandamento, si andava a ammazzare a uno e il capomandamento non sapevano niente, perché Reina in quel periodo e Biondino certe cose se le tenevano per loro e lo dicevano dopo.
perché c'erano collaboratori pentiti, le cose erano strette, ci fu un periodo che c'erano le cose molto riservate. E allora me ne sono stato incaricato io personalmente e ho detto come si poteva fare. Era più facile con la moto. E così abbiamo fatto. La moto era a disposizione di Giovanni D'Angelo, che lui è stato incaricato di portarla perché era stata custodita nel garage. Assieme a me, Giovanni D'Angelo, che io ero quello che dovevo sparare a Salvolima, in un'altra macchina c'era Salvatore Biondino, in un'altra macchina c'era Simone Scalici, in un'altra macchina c'era Salvatore Biondo il Corto, Giovanni Ferrante Messo che ci dava il segnale a che ora dovevo uscire, messo sopra Monte Pellegrino col binocolo, appostato col binocolo che ci dava il segnale a che ora usciva. Come ve lo usciva dava? Lui ci doveva fare uno squillo al telefono dicendo sempre un camion, perché lui aveva un'impresa di movimento terra, faceva trasporti con la terra, cosa. Noi avevamo un'impresa di edilizia assieme con Giovanni D'Angelo e siccome c'erano già fatture e rapporti di lavoro, allora era come se lui ci doveva portare della sabbia. Allora se Giovanni Ferrante ci rimaniamo d'accordo, se io vi dico ho bisogno, cioè che vi mando 3 camion di sabbia, vuol dire che sono 2. Se vi dico 4, vuol dire che sono 3. Insomma, era tutto un frainteso fra di noi. Vuol dire che sono 2 o 3 che... Quel giorno 2 o 3 che le persone che accompagnavano Lima? Le persone a bordo, le persone insieme a Lima, sì, insieme a Lima. Lima con gli altri. Quel giorno ci squilla il telefono e così, nel momento in cui squilla, vuol dire che erano usciti di casa. Noi già però eravamo intorno a Piazza Caboto, lì vicino. Ci aspettavamo solamente il segnale del telefono per avvicinarci al momento dell'uscita di casa. La moto era pulita o rubata? L'auto rubata. No, la moto. Presa era di Giovanni D'Angelo. La motocicletta. Rubata la motocicletta, sì. Senta, voi come eravate armati? Come? Armati io avevo 2 Magnum 38 Special, là, insomma quelle che erano, perché 2 carichi. E anche Giovanni D'Angelo aveva una pistola automatica addosso, non mi ricordo se era automatica, insomma. E io con giubbotti e anche con i giubbotti antiproiettili. Quando abbiamo ricevuto la telefonata, ci siamo avvicinati, abbiamo visto che Salvolima era a bordo con questi 2. Che la mattina quando l'abbiamo pedinate di solito veniva uno, cioè quando venivano in 2. E allora poi ci siamo avvicinati, ho detto a Giovanni D'Angelo di accostarsi e questo si è emozionato un pochettino perché anche Giovanni D'Angelo era un po' come si dice, emozionato, si è un po' confuso e li ha sopparsati. E allora ha detto, Giovanni, gira, dove stai andando? Perché li aveva un po' sopparsati troppo. Poi io mi giro e gli sparo alcuni colpi di pistola per bloccarli, sia alla ruota, sia scendo dalla moto, inseguo Lima, gli sparo. Perché insegue Lima? Come Salvatore Biondino mi aveva detto che Torreina ci aveva detto di ammazzarla a tutti, casomai se erano 2 o 3 quelli che erano. E allora ho cambiato pistola, perché anche nella pistola mi era rimasto un colpo, oppure forse non mi ricordo se ne c'erano più, quello che ho cambiato e mi sono presa quella carica
perché io abitualmente mi hanno insegnato in Cosa Nostra che quando si andava a fare un omicidio si andava a fare sempre con 2 o 3 pistole addosso, perché l'uomo d'onore non deve mai caricare la pistola, deve avere subito l'altra pronta, per motivi di sicurezza. E quindi avevo sempre, in ogni omicidio mi portavo 2 o 3 pistole, in modo che quando finiva una subito ce ne avevo un'altra. Prendo l'altra per uccidere anche gli altri 2 politici, però come ho detto nel processo non me la sono sentita, mi sono sentito di graziarle, una cosa che non me la sono sentita. Dopo aver dove li ha trovati? Aspetti, perché... Mi erano messi in un cassonetto di spazzatura nascosti questi 2. Infatti quando mi ci sono avvicinato gli ho puntato la pistola addosso e qualcosa mi ha illuminato, non lo so, è stata una cosa... L'ho evitato, non me la sono sentita. E io ho preso anche la scusa e un rimprovero da parte di Reina e Biondino, perché come mai quelli sono rimasti vivi. La scusa mia è stata che non c'è stato il tempo. E quindi tutto è finito lì. Tanto non erano i bersagli, quello che era importante era uccidere Salvo Lima. Quando ho finito abbiamo lasciato la moto, dove che abbiamo abbandonato la moto, mi aspettava Simone Scalici, uomo d'onore della famiglia di Tommaso Natale, Salvatore Lo Piccolo. No, Salvatore Lo Piccolo non c'era nell'omicidio, nella famiglia di Salvatore Lo Piccolo, nel senso Simone Scalici. E siamo andati e ci siamo fatti lasciare, abbiamo lasciato tutto, io mi sono tolto il giubbotto, antiproiettili, le pistole, le cose, abbiamo lasciato tutto a Giovanni Cosimano, che Giovanni Cosimano era stato avvisato di aspettare in zona Oasi, non mi ricordo come si chiama il posto, comunque dove c'era un'officina a nostra disposizione di fabbro, di tagliare subito e fare sparire le pistole, tagliarle tutte a pezzettini, all'Oasi Verde. E poi siamo andati a Sperracavallo, dove che ci siamo incontrati con Salvatore Biondino, Simone Scalici e Giovanni Cosimano si è occupato assieme Giovanni Cosimano si è occupato a distruggere le armi, era una cosa mia, personale, Giovanni Cosimano. Salvatore Biondino non sapeva nulla che Giovanni Cosimano si occupasse di questa cosa, anche perché noi uomini d'onore abbiamo sempre pure qualche uomo riservato di fiducia, e per me Giovanni D'Angelo e Giovanni Cosimano era un uomo di fiducia, che ho dato la fiducia di aspettare lì e tagliare, occuparsi di tagliare e fare sparire tutto quello che era stato usato per l'omicidio Lima. Così poi ci siamo separati. Vabbè, credo che non sia necessario comunque entrare poi così dettagliatamente nei particolari dell'omicidio. Vediamo invece il contesto, se ci sono altre domande. Soltanto qualche domanda. Quando, chi e in che termini l'ha rimproverata, tra virgolette, per non aver ucciso le altre 2 persone che accompagnavano l'onorevole Lima? È stato lì a casa di Simone Scalici a Sperracavallo, Barcarello, e Salvatore Biondino. Lo stesso... Perché non ammazzava tutte? Perché Salvatore Biondini mi ha detto che è passato subito dopo che io avevo sparato a Salvo Lima, e lui era passato per rassicurarsi che Salvo Lima era morto, perché se no ci salivo con tutta la macchina addosso. E poi ho visto che invece c'era solo Salvo Lima morto e mi ha rimproverato. Ho detto: Salvatore, non c'è stato il tempo, perché certamente quei 2 sono scappati, ma a me mi interessava Salvo Lima. Va bene, non fa niente. Però mi ha rimproverato. No, ce l'avevo dovevo ammazzare a tutte. Ho detto: Salvatore, non c'è stato il tempo. Invece era proprio una cosa mia, una mia presa di coscienza, più che altro. Un'altra domanda le volevo fare.
lei sa, diciamo, perché non è stato poi, fortunatamente, perché non è stato ucciso il figlio dell'onorevole Lima? Che lei ha detto che il programma iniziale era di ucciderli tutti e due e che altri si stavano occupando, diciamo, all'inizio di studiare le abitudini del figlio dell'onorevole Lima. Mi pare che ha parlato di D'Angelo. Ha detto che era pure facile, che frequentava un maneggio dove poteva essere facilmente ucciso. Ma per questione di tempo, dottore, non è che era stato graziato, non hanno graziato a nessuno. Se c'era il tempo li ammazzavano a tutti. Solo che c'era magari, venivano cose più urgenti. Germanà, una volta c'era, dice che c'era all'Addaura, avevano visto a contorno, poi si doveva fare, c'era una buona lista, un buon impegno di lavoro da svolgere, quindi diciamo che tutte queste erano tutte in lista, i salvo, tutto questo che... Ho capito, non ha mai sentito un controordine, lasciamo stare, non lo uccidiamo più. Di fatto sono sopraggiunti altri obiettivi. Va bene. No, di tutti quelli che erano in lista non c'è stato mai nessuno che dice questo lasciamolo stare, no. Quando Cosa Nostra dà una sentenza è a morte, non è che non c'è mai revoca di perdono. Senta, lei ha fatto cenno a tale Salvatore Graziano nella parte iniziale della sua deposizione. Con questo Salvatore Graziano avete mai discusso, prima o dopo l'omicidio dell'onorevole Lima, di questo fatto? Cioè sì, ma Salvatore Graziano faceva parte pure del nostro gruppo di fuoco, solo che in quel giorno se ne stette lì a Villa Scalea, perché dice: se qualcuno ci cerca e tu non ci sei, e Simone non c'è, Simone Scalici, e Salvatore non c'è, dice: almeno ci sono io. Se no dice: ma poi quello che succede è facile che poi ricade su di noi. Anche fra uomini d'onore, se ci cercavano, sempre a qualcuno si doveva trovare, ma era a corrente ed era a conoscenza di quello che doveva venire Salvatore Graziano. E mi ha detto: io con Salvatore Graziano poi parlavo un bel rapporto, andavo a casa sua, lui veniva a casa mia, anche con Simone Scalici, si univano le famiglie, si mangiava assieme, con Salvatore Biondino pure, con sua moglie, noi la chiamavamo al sua moglie la zia, che faceva le torte di Sant'Onore e le mimose buone, e che ai miei figli dice che gli piaceva tantissimo come faceva le torte. E Salvatore Graziano era preoccupatissimo. Salvatore Graziano era uno molto intelligente, laureato, che prevedeva il futuro brutto, un brutto futuro, che siamo tutti consumati. Diverse volte mi ha detto che questa cosa ci rovina, parlando con Salvatore Graziano. Io mi ricordo questi particolari, queste conversazioni. Salvatore Graziano era un membro, sempre ripeto, faceva parte, sia come lui in quel periodo Tommaso Natale comandava lui, né Lo Piccolo e neanche né Salvatore Lo Piccolo e neanche Lino Spatola, comandava Salvatore Graziano, la famiglia di Tommaso Natale. Senta, lei, a proposito di questi colloqui con Salvatore Graziano, proprio sull'omicidio Lima, ha dichiarato cosa più che diversa, parzialmente diversa, più completa forse, nel corso della sua deposizione dibattimentale, proprio nel processo per l'omicidio Lima, in cui lei era imputato, all'udienza del 18 febbraio del 1997. Volevo ricordarle questa dichiarazione per capire bene qual è il suo attuale ricordo. Pagina 133 e 134 per i signori avvocati. Dopo un paio di giorni rivedo a Salvatore Graziano, e di quei che abbiamo fatto l'omicidio no, subito dopo, 2 giorni, vedo Salvatore Graziano.
PM, Salvatore Graziano, onorato, sì, che si era chiamato fuori, diciamo, onorato, sì, fuori, che aveva detto che siete pazzi, che volete fare la guerra allo Stato, queste cose. Lei ricorda se ci fu questa espressione? Sì. Benissimo, mi ricordo benissimo, dottore. Io non ho capito Infatti bene, non ho capito bene se questo è un discorso che avviene prima o dopo l'omicidio Lima, e poi soprattutto, e questa è l'unica cosa che, diciamo, può avere un interesse, almeno a nostro parere, in questo processo, questa perplessità di un uomo d'onore che lei diceva era tanto importante in questo momento, siete pazzi, volete fare la guerra allo Stato, è stata espressa prima o dopo l'omicidio Lima, e a chi? Soltanto a lei o c'erano altre persone, c'era Biondino, c'erano altri? No, io con Salvatore Graziano, ripeto, avevo un bel rapporto, perché se io non avevo un buon rapporto con Salvatore Graziano, cioè lui non mi diceva queste cose. E lui era contrario a queste cose, contrario perché però non poteva appellarsi, perché in quel periodo chi si appellava oppure era contrario neanche durava 2 minuti. In confidenza sì, si poteva dire con me prima e durante anche il perlussamento, i pedinamenti, perché ci incontravamo quasi tutti i giorni con Salvatore Graziano, ripeto, eravamo quasi sempre insieme a Villa Scalea, lui ha costruito mezza Villa Scalea, era un grande lavoratore, il padre pure lui, aveva 2 panifici a Sferracavallo e quindi aveva questa visione. Ma sono state, diciamo, perplessità che ha espresso soltanto a lei o anche per esempio a Salvatore Biondino? Lui aveva pure un bel rapporto con Salvatore Biondino, aveva un rapporto pure intimo, perché era pure con noi, mangiava pure con noi, eravamo tutti, insomma, una famiglia, diciamo. Però non mi ricordo se me l'ha detto solo a me o in questo momento non mi ricordo, dottore. Va bene, senta, un'ultima A me me l'ha detto sicuro. Un'ultima domanda. Lei ha detto che nella fase in cui studiavate le abitudini dell'onorevole Lima per poterlo uccidere, e all'inizio c'era qualche difficoltà perché non si rintracciava sempre, non si sapeva bene in quel periodo dove fosse, dove si muovesse, Biondino le disse che Totò Riina gli faceva premura. Ho capito bene? Sì. Le disse anche perché Totò Riina aveva premura? Premura proprio per il motivo che aveva paura, aveva premura perché certamente non voleva aspettare, ma più che altro perché non si era neanche presentato all'appuntamento. Premura perché doveva dare pure soddisfazione ai carcerati. Premura, è tutta una situazione che era stata fatta. Questo per quello Quando che è stato il fatto dell'attentato all'Addaura abbiamo messo in giro che se l'era messa, questa è un'altra cosa che mi sta ricordando, quando abbiamo fatto l'attentato all'Addaura, di cui io ho avuto un ruolo, abbiamo messo in giro che se l'era messa Falcone, la bomba all'Addaura, per fare diventare Falcone un bugiardo, per fare diventare Falcone una persona di poco conto. E Biondino mi aveva detto pure che questa era una pressione fatta dai politici, questo mi sto ricordando pure, perché si doveva vergognare Falcone che si metteva le bombe, in modo che Falcone poi diventava debole. Fece riferimento a qualche nome in particolare, Biondino? Sempre a queste persone di queste persone sempre che prima se ne vantava e poi li voleva ammazzare.
Perché prima erano tutti entusiasti, il Reina era contento che aveva tutte queste amicizie, tutte queste cose, che i Salvo, i Greco, i Gioia, i ministri Gioia, i De Fresco, i politici, e poi non sapeva più nessuno. Aveva trovato altri canali. Va bene, grazie. Ancora ci sono i colleghi che devono completare l'esame con qualche altra domanda. Allora, prego, dottore Teresi. Signor Orato, io vorrei tornare un attimo a quella frase che lei ha detto nel corso del suo esame, quando ha fatto riferimento a un dato preciso che ha ribadito adesso. Prima lo Stato ha fatto fare a Cosa Nostra varie cose, per esempio l'omicidio dalla Chiesa, e poi ha citato anche l'omicidio Mattarella, e se ho capito bene, in questo contesto di cose fatte fare dallo Stato a Cosa Nostra, ha citato anche il piano per ammazzare la Barbera, o ho capito male? Sì, ammazzare la Barbera. Quindi, No, ha capito la domanda, la onorato. domanda è, cerchiamo di essere più precisi perché è un punto ovviamente delicato. La domanda è, per quelle che sono le sue conoscenze, il piano per ammazzare la Barbera era un piano autonomo di Cosa Nostra o è stato voluto e ordinato da altri, come lei ha detto prima? Dai servizi segreti, dottore. Io parlo che i servizi segreti volevano ammazzare la Barbera. Era una cosa che ci interessava in Madonia. Era una cosa che ci interessava in Madonia. Questo, poi io... Però lei... Non era una cosa... No, ho capito. Sì. Cioè ci interessava Madonia nel senso che era Madonia che teneva i rapporti con i servizi segreti? Spieghi un po' meglio. Sì, si diceva così, parlando con Salvatore Biondino diceva così. Ma lei prima ha detto che le risultava che la Barbera faceva parte dei servizi segreti. Sì, l'ho detto proprio riguardo a quello che il motivo perché doveva essere ucciso. Ma però prima era buono, poi dice che diventò cattivo. Senta, lei riesce a ricordare, poco fa ha fatto una riserva, in quanto a causa del suo stato così non del tutto sereno ha detto di non ricordare altro. Riesce a ricordare altri episodi, altri omicidi che siano stati ordinati o fatti da Cosa Nostra nell'interesse di altri, nell'interesse dello Stato, come ha detto lei? Pronto? Mi sente? No, niente, non mi ricordo, in questo momento non mi ricordo. Okay. Non ricordo, va bene, Senta, andiamo avanti. Tornando invece all'episodio dell'appuntamento alla Perla del Golfo, lei ha detto qualche tempo prima, lo ha collocato circa un mese prima dell'omicidio Lima, si era dato appuntamento ai politici alla Perla del Golfo. L'appuntamento lei ricorda a chi era stato dato? Solo a Lima o a Lima più altri politici? No, ai politici, si parlava di Vizzini, di Mannino, di quelli che erano nella lista. Alcuni però mi diceva che Biondino ha detto che Salvo Lima gli aveva fatto la buca, cioè che non si era presentato. Ma scusi, l'appuntamento quindi, se ho capito bene, era con Lima, Vizzini, Mannino, c'era qualche altro? E Salvo? I Salvo ma io non mi ricordo perché c'era un certo Aiello di Bagheria, però signor giudice io mi ricordo se era doveva venire un certo Aiello di Bagheria, però non so se era un giudice, se era un dottore, se era un avvocato,
io so che doveva venire una persona però distinta. Quindi non era un componente di Cosa Nostra? No, Ho capito. ma che faceva parte, veniva di Bagheria, però non in questo appuntamento, sempre nello stesso periodo, in un altro appuntamento, ecco perché dico io, parlando poi, in un altro appuntamento fatto a casa di Mariano Tullo Toria vicino il Cervello, dove che si tenevano degli appuntamenti e delle riunioni, e era venuto un signore che era un uomo d'onore della famiglia di Bagheria a dare l'appuntamento a Salvatore Biondino, cioè a disdire l'appuntamento. Io mi ricordo che era un dottore che doveva venire da Bagheria e che poi questo appuntamento non è più venuto. Io parlo però sempre nello stesso periodo. Quindi lei associa questo appuntamento a casa di Tullio Troia perché è nello stesso periodo o per qualche altra ragione? Perché ha fatto questo accostamento? No, un'altra ragione, perché questo, quando poi non è venuto, è stato disletto l'appuntamento, io mentre che mi trovo con Salvatore Biondino a San Lorenzo vicino Lobello, e insieme con Salvatore Biondo il Corto, eravamo tutti e tre stavamo organizzando gli omicidi Graffagnino, che abbiamo strangolato a 2 di San Lorenzo, e quindi si stava parlando di questi omicidi, perché stavamo strangolando questi 2 perché avevano ammazzato un bambino di 8 anni, Domino, di cui ho fatto il processo, che sono stato pure condannato con sentenza definitiva. Mentre che aspettavamo lì, vicino Lobello, che questo avevano la friggitoria, questo è un particolare che ricordo, era venuto questo Aiello, che prima non era arrivato nell'appuntamento, e poi si sono incontrati a San Lorenzo. Vabbè, ho capito. Questo ci ha chiesto scusa per quanto riguardava l'appuntamento che non era potuto venire. Vabbè, allora, Salvatore, ti chiedo scusa che non sono potuto venire. D'accordo. Lei conosce le ragioni di questo appuntamento o no? No, io risalgo a una cosa, che quando io l'ho vista questa persona, poi non l'ho vista più. Sa quando la vedo? Nella televisione, quando gli hanno sequestrato la clinica a Bagheria. Quando gli hanno sequestrato la clinica a Bagheria, questo dottore, io dico, ma questo è quello che io... Quindi era quell'aiello della clinica? Della clinica. Ma questo di qua, io perché faccio questo discorso? Questo discorso lo faccio perché quando se n'è andato il dottore, ha detto dietro le spalle, chi è più coinnuto di Salvo, di Cugine Salvo. Ora non so il motivo. Questo chi lo ha detto? Questa frase Salvatore Biondino. Salvatore Biondino. Vabbè. Salvatore Biondino dice questo è più coinnuto, ci dice a Salvatore Biondo il Corto, dei cugini di Salvo. Ora, non so, siccome aveva nello stesso periodo appuntamento con questo, poi io lo rivedo in televisione, ho detto, ma questo è quello che una volta ci siamo incontrati a San Lorenzo. Perfetto. Risalgo a questo discorso, può essere pure utile, però sì, io vorrei però... era pure una persona che lui ne parlava male. Benissimo. Vorrei tornare invece all'appuntamento alla Perla del Golfo. Lei dice i politici invitati all'appuntamento erano certamente Lima, Mannino, Vizzini e i cugini Salvo, ma Lima gli ha dato buca. E gli altri? Lima gli ha dato buca, gli altri non so se sono venuti. Ma scusi onorato, che lei sappia era un appuntamento unico, cioè tutti dovevano venire nella stessa occasione o un appuntamento, vari appuntamenti? No, tutti devono venire nella stessa occasione. Tutti nella stessa occasione, e poi le fu detto soltanto di Lima che aveva dato buca. Abbiamo capito aveva bene? Dato buca. Quindi
Bene, allora andiamo avanti con l'esame. Quindi non sa dire se qualcuno degli altri politici invitati si presentò a questo appuntamento o non si presentò Non nessuno. lo so, perché lui mi ha detto che lì mi aveva dato buca, perciò almeno non mi ha detto che si parlava che questi avevano avuto un appuntamento per vedere la situazione di come era andata. Ho capito. Lima aveva dato buca e Lima poi venne ucciso. La decisione di uccidere Lima rispetto al mancato appuntamento, quanto tempo dopo venne presa? Siamo a febbraio, fine febbraio, metà febbraio, un mese prima stiamo parlando. Un mese prima è la decisione di ucciderlo? No, di incontrarsi. Ah, di incontrarsi, va bene. Ok. Lei sa se oltre a Nino Madonia o ha sentito dire, qualcuno le ha riferito, se oltre a Nino Madonia vi erano altri uomini d'onore che erano in buoni rapporti di conoscenza o di amicizia con il dottore Arnaldo La Barbera? Lo stesso Biondino ce ne parlava bene prima. Ok. E altri? Non so se poco fa, credo di aver capito male, non sono sicuro, lei ha parlato di Riina o forse ho capito male? Rina, Biondino erano in buoni rapporti con La Barbera, cioè, questo perché abbiamo avuto queste conversazioni e lo stesso Biondino, Reina. Ma guardi, quando si dice Biondino si dice Reina. Tutte le cose che dice Biondino erano tutte cose concordate tra Reina, Provenzano, no? Biondino, Commissione e cose. Sì. Senta, lei ricorda... Si chiamava Cosa Nostra, scusi dottore, si chiamava Cosa Nostra, non Cosa di uno. E quindi parlo sempre che le decisioni venivano, perché nessuno voleva detto cornuto ci hai rovinato, quindi le decisioni si prendevano sempre in commissione. Ho capito. Senta, lei ricorda, sa dell'omicidio Pio La Torre? Sì. Sa chi lo ha commissionato? No, io dai giornali l'ho saputo, ma non... No, vabbè, allora non quello mi che interessa. sa dai giornali non, Allora non mi interessa. non No, va no, no. riferito, quindi si No, fermi no, qui. no. Va bene. E Io lei parlo ha sempre detto... di cose che ho sentito parlare. No, va bene. Dell'omicidio Agostino sa chi lo ha commissionato? Idio? Agostino, il poliziotto. Il poliziotto. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Chi lo ha commissionato? No, ha detto che non lo sa. Ha detto, Ah, non lo sa. No, No, no. il SIRA si è riferito No. all'identificazione della vita, poi però c'era un no per le sue Va bene, conoscenze. non ho altre domande. Dottore Del Bene? Sì, grazie. Signor Onorato, soltanto alcune precisazioni. Nella fase iniziale relativa all'omicidio, preparatoria relativa all'omicidio dell'onorevole Lima, fu individuato un mezzo diverso dall'autovettura, della motocicletta per commettere il delitto? Prima sì, poi si è deciso con la moto. E quale doveva essere questo mezzo diverso dalla moto? Era una macchina, infatti prima ci doveva andare Salvatore Biondino a sparare assieme con Salvatore Biondo, che si è fatto un tentativo a vuoto, poi decidiamo di farla con la moto. Quindi dapprima il mezzo individuato era un'autovettura, giusto? Sì, con l'autovettura, sì. Senta, il giorno del fatto, il 12 marzo, quando lei e D'Angelo eravate sulla moto, eravate a viso scoperto oppure eravate travisati? Se sì, in che maniera? Avevamo i caschi, avevamo comprato dei caschi. L'ultimissima domanda per quanto mi riguarda. Senta, lei nel 1992 che attività lavorativa svolgeva?
Avevo un'impresa edilizia, lavori di pittura, scavi, movimento terra. Nel periodo proprio Deposito. relativo alla preparazione dell'omicidio dell'onorevole Lima, che ricorda che tipo di lavori stava svolgendo e se sì in che posto, in che luogo? Sì, io stavo proprio in quel giorno, in quel periodo stavo costruendo e stavo facendo dei lavori a un certo Rizzo che era sindaco, poi era stato un giudice, non so se era stato... E stavo eseguendo dei lavori di edilizia dove che lui aveva comprato da Tagliareni, ingegnere Tagliareni, aveva comprato il terreno e si stava costruendo la villa. Ma noi non sappiamo chi è Tagliareni, dove si trovava questo, cioè materialmente il luogo? Ingegnere Tagliareni era l'impresa. Sì, Ingegnere ma dico, Tagliareni. questa abitazione... A Mondello, a Mondello. A Mondello? Sì, sì, sì. Va bene, grazie. Nessun'altra domanda. Allora, vediamo tra i difensori delle parti civili, innanzitutto. Sì, Presidente, soltanto un chiarimento, Avvocato Barcellona. Signor Onorato, nella prima parte della sua deposizione lei tra gli altri si è attribuito gli omicidi Piazza e, mi pare di avere capito, D'Agostino, ma ha detto D'Agostino o Agostino? D'Agostino. D'Agostino. L'imprenditore D'Agostino. Va bene, Una grazie. scomparsa dell'imprenditore. Sì. Allora, ci sono altre domande dai difensori delle parti civili? Avvocato Airo Farulla. Onorato, lei poco fa rispondendo al pubblico ministero ha detto che il Graziano le disse o vi disse ma siete pazzi che volete fare la guerra allo Stato? Ora la mia domanda è questa affermazione del Graziano scaturisce da una considerazione dei fatti che si stavano svolgendo in quel periodo, gli omicidi che lei ci ha raccontato, o c'era stata qualcuno che formalmente aveva detto dobbiamo fare guerra allo Stato? No, era una cosa che si doveva fare, la guerra allo Stato lo Stato significava uccidere quelle persone che facevano parte dello Stato, che avevano tradito Cosa Nostra. Quindi era una considerazione diciamo, di questa vendetta che Cosa Nostra aveva organizzato per vendicarsi appunto della sentenza e di tutto il resto. Ho capito bene, dunque. Sì, allora, è stato abbastanza chiaro, Avvocato. Nessun'altra domanda. Allora, io direi di completare perché poi la facciamo prima dell'altro, quindi se è possibile andiamo avanti e poi Presidente, completiamo così con Onorato e poi facciamo una pausa prima di passare a Ferrante. Perfetto, Presidente, posso fare Prego. un paio di domande? Sono l'Avvocato Di Peri. Onorato, volevo chiederle la circostanza che alcuni politici vi hanno chiesto un interessamento per l'uccisione di alcune persone. Lei l'ha riferita oggi per la prima volta in quest'Aula o ne ha parlato anche nell'ambito di altri procedimenti? Non so se sono stato chiaro. Sì, io l'ho riferita anche prima, io l'ho sempre detto queste cose. In termini così perentori come li ha riferiti oggi? E in quali processi? Alcune cose l'ho detto già anche nei verbali illustrativi di quando ho collaborato. Ho capito che noi non abbiamo allo Stato. Ci può dire oltre, quindi ne ha parlato anche nei verbali illustrativi, ne ha parlato nell'ambito di altri procedimenti dove è stato sentito? Non mi è stato mai chiesto. Non le è stato mai chiesto, quindi non ne ha parlato prima, ne ha parlato soltanto nel verbale illustrativo. No, certe cose non mi vengono chieste, io magari no, certe volte quando mi vengono chieste io ne parlo, cioè, oppure se me le ricordo ne parlo, se non me le ricordo, cioè, questo è... Scusi, per capire. Certe cose, io mi prendo pure, certe volte mi prendo avvocato, per certe cose bisogna prendersi pure certe volte il tempo, perché la prima cosa che ho detto all'inizio di questa deposizione ne paghiamo le conseguenze, perché poi noi collaboratori, io collaboratore, non c'è nessuno che mi protegge,
rimarremo poi soli e ne paghiamo le conseguenze. Questa è già la cosa che io dico, la prima cosa che ho detto. Quando parliamo di uno, poi paghiamo le conseguenze. Questo è. Già questo lei l'ha detto all'inizio. Io volevo essere un po' più preciso su questo punto. È giusto dire che lei ne ha parlato nel verbale illustrativo, quindi nel 1996, e poi non ne ha parlato negli altri processi perché nessuno glielo ha chiesto, è giusto così? No, io nei verbali illustrativi ho detto alcune cose, l'ho detto, poi alcune cose l'ho dette durante le mie collaborazioni, alcune cose le sto dicendo oggi. E se parliamo ancora mi ricordo anche altre cose, andiamo più avanti, perché non è che uno è un sacco che si svuota e basta, no? Ci sono memorie che risalgono agli anni 70, allora, comunque fine direi 70, 80. I verbali delle precedenti dichiarazioni in ogni caso possono essere reperiti, quindi avvocato Di Peri, poi lei potrà fare no, le ma sue... difatti, siccome non posso fare la contestazione in negativo, Presidente, come lei mi insegna, volevo chiarito questo aspetto, che però non è stato molto chiarito. Le volevo chiedere, sempre per rimanere sull'argomento, la motivazione della uccisione dell'onorevole Lima, lei l'ha esternata da subito ai pubblici ministeri o ne ha parlato soltanto successivamente? Subito, la prima cosa che ho detto. Benissimo, allora io le devo dire, anche per sollecitare il suo ricordo, che sembrerebbe che non sia così. Le leggo parte del verbale dibattimentale, proprio quello utilizzato poc'anzi dal pubblico ministero, udienza 18/2/1997, il processo proprio Lima, il processo contro gli esecutori dell'omicidio Lima, pagina 191, a pagina 191 il pubblico ministero le chiede appunto cosa ha appreso in Cosa Nostra sulle motivazioni di questo omicidio. E lei risponde, ma ha preso, è una domanda che, dice il Presidente, che dovevamo fare noi questa, onorato, ma ha preso all'infuori Salvatore Graziano, poi ricordo così una volta Salvatore Biondino mi ha detto che avevo fatto figura con la Commissione, era contento Totò Reina, e sia anche lui, perché avevamo fatto figura tutti noi con la Commissione, eccetera, eccetera. PM, no, non mi sono spiegato. Intendo dire, chiede il PM, sulle motivazioni, sul perché è stato deciso di uccidere l'onorevole Lima. Lei risponde, ho appreso che era stato il motivo perché non si era interessato per il maxi processo e per dare soddisfazione alle persone che erano state consumate in carcere, cioè che erano state condannate e che erano in carcere. Pubblico ministero, senta, come mai lei ora sta dicendo questo, mentre a me il 2 ottobre ha detto non ho sentito nulla di specifico sui motivi dell'uccisione di Salvo Lima, ad eccezione di ciò che il Totò Graziano mi disse nell'occasione sopraindicata. Questo che le disse Totò Graziano lo ha ricordato pure ora, ma sul resto non mi ha detto nulla, le contesta il pubblico ministero, e lei risponde dicendo sì, ma quando sono stato interrogato con lei io avevo dei problemi, eccetera, eccetera. Lei ricorda? Si è spento il microfono. Era all'inizio della mia collaborazione. È una contestazione di secondo grado. Sì. Chiedo scusa. Che non l'abbiamo, perché il primo verbale a quanto pare non l'abbiamo al momento. Comunque. Sì, ma siccome C'è lo la contesta il spiegazione pubblico che ha dato ministero, allora. devo ritenere che Sì, avesse certo, un verbale distonico rispetto alle Vabbè, dichiarazioni. lei allora, che onorato, ha un ricordo su questa vicenda, quindi su questo primo verbale iniziale in cui non avrebbe parlato della causale dell'omicidio Lima e poi di questa successiva dichiarazione invece fatta nel 97 in sede dibattimentale, il 18 febbraio 97. Ricorda questo? Sì. Prego. Sì, signor Presidente. Sì, signor Presidente. Sa, il periodo che ho collaborato io era più facile commettere un omicidio che collaborare. E quindi la pesantezza e la forza che c'era di Cosa Nostra era diversa.
e quindi certe cose uno si manteneva, si teneva, perché c'erano dubbi se c'era veramente lo Stato, se non c'era lo Stato, perché ne paghiamo le conseguenze, perché poi una volta Buscetta disse è meglio certe cose non parlarne perché poi dopo 2 minuti finisce la storia. Ci sono i tempi questo pure. è chiaro, però forse semmai sarebbe meglio che lei precisasse un po' meglio quell'accenno che ha fatto al verbale d'impegno, non so adesso come l'ho definito esattamente, il verbale illustrativo della sua collaborazione, perché forse la definizione è impropria. Può esserci più di aiuto su questa? Cioè, ricorda lei di aver fatto subito, quando ha iniziato a collaborare, un verbale illustrativo? Io ho fatto il verbale illustrativo dove che ho detto tutto quello che dovevo dire, l'omicidio Lima, gli omicidi... Ma questo subito quando ha iniziato a collaborare o è subentrato successivamente questa problematica se lo ricorda? No, il suo ricordo è subito questo. e poi successivamente vengo interrogato. Uno poi successivamente viene interrogato, poi si rilassa un pochettino perché nei primi tempi certamente le famiglie, le cose, la situazione... Prendiamo atto allora di questa... Prego, Avvocato Di Peri, può proseguire. Sì, onorato, in conclusione è giusto dire che lei in alcuni interrogatori ha ritenuto di non dover dire tutto quello di cui era a conoscenza, quindi di modulare o adeguare le sue dichiarazioni a quello che era anche il suo stato d'animo o le sue valutazioni sulle conseguenze di quello che avrebbe riferito. Il mio stato d'animo, sì, era il mio stato d'animo, le mie preoccupazioni. Non è che uno si dedica subito alla collaborazione, anima e corpo, dice lo stretto è necessario e poi man mano con i tempi... E poi procede, è chiaro, è stato chiaro su questo. È stato chiarissimo. Io ho finito, Presidente, vorrei chiedere alla Corte eventualmente di acquisire, se esiste, questo verbale illustrativo. Poi il pubblico ministero potrà precisarlo. Io direi completiamo l'esame, il controesame. Chi c'era? L'Avvocato Anania che voleva intervenire o l'Avvocato Milia? Non lo so. Vedete voi. Allora, Avvocato Anania. Buongiorno, onorato. Buongiorno. Senta, lei ha iniziato col tentato omicidio del commissario di pubblica sicurezza, dottore Germanà, dicendo che fra gli altri aveva partecipato Bagarella. Lei non ha partecipato. Come fa a sapere che vi partecipò Bagarella? No, che partecipato, che se ne interessava. Partecipato no. Forse che io lo dovevo fare io assieme con i Trapanesi, i Mazzaresi, assieme con Ferrante, avevamo organizzato di andare lì in traspetta, poi se ne sono occupate Bagarella, Graviano e cose. E allora, questa squadra è di qua. La cosa cambia un poco. Bagarella se ne è interessato, che intende dire se ne è interessato? L'ha organizzato, l'ha diretto, ha partecipato? Sì, sono organizzato lui, poi che ha partecipato, è una cosa che si vedeva lui. E lei questo come lo sa, come l'ha preso e da chi lo ha preso? Lo so da Salvatore Biondino, perché mi dice no, noi non lo facciamo più, abbiamo altri impegni, e dice si interessa Luca Bagarella, sempre con i fratelli Graviano. Lei dice di avere fornito l'automobile per il delitto, un'automobile Fiorino. Intanto sì. È sicuro, scusa, mi faccia finire. È sicuro che quell'automobile che dice lei, Fiorino, fu effettivamente utilizzata nell'attentato al dottore Germanà? No, non è stata utilizzata. Però è stata data e non è stata tornata, se la sono tenute. Perché per noi si doveva fare col Fiorino, poi un altro che deve fare... anche l'omicidio Lima, per Salvatore Biondino e gli altri si doveva fare con la macchina. Me lo danno a me, io me lo faccio col motore. Ognuno poi se lo fa come vuole. Non è che un altro può dire, un uomo d'onore in Cosa Nostra non si può mai mischiare, ma neanche il capomandamento può dire a uno fallo così. Perché se succede una cosa... Sì, si fermi qui, onorato, perché poi i dettagli anche in questo caso, come per l'omicidio Lima, non sono rilevanti in questa sede. Andiamo avanti. No, dico, è per questo.
Sì, Ognuno la poi fa risposta come è vuole. chiara. Per noi si doveva fare col fiorino. Onorato, la quello risposta è se la fa. sufficiente. Attenda l'altra domanda dell'Avvocato Anania. Prego, Avvocato. Lei poco fa, ancora parlando di Bagarella, si riferiva a un certo delitto, dicendo che Bagarella era stato arrestato, era carcerato nel 1976. Io ricordo da Saro Riccobono, Salvatore Micalizzi, poi sempre risaputo in Cosa Nostra, che nel 76 Bagarella era stato prosciolto o scarcerato, quello che è, con l'interessamento da Michele Greco e anche Francesco Di Carlo. Si interessava per questo processo dove era stato scarcerato negli anni 76-77. Questo l'ho saputo negli anni, nel 79-80, quello che è da Saro Riccobono e Salvatore Micalizzi. Questo sarebbe la data di scarcerazione, ora che sta dicendo 78-77, mi pare che dice. Quindi nel 76 parlo io, negli anni 76, non è che io c'ero. Cioè, Avvocato Anania, sono indicazioni tra l'altro generiche, quindi su questo poi potrà lei... Comunque per sua informazione Bagarella è stato arrestato nel 79, non nel 76. Questo appunto le chiedo, lei ha mai conosciuto Bagarella? Leoluca Bagarella? L'ha mai incontrato? Con Bagarella a me mi tenevano riservato con altri uomini d'onore, in quanto in Cosa Nostra esiste che ci sono uomini d'onore riservati che tutti non devono conoscere tutti, cioè poi ci sono quelli riservati e io ero uno di quelli riservati. Ho capito, lei era riservato. Nella sua riservatezza ha mai incontrato e conosciuto Salvatore Riina? Con Reina sì, ci siamo incontrati, abbiamo mangiato insieme nell'82, dopo la scomparsa del Riccobono, assieme con altri, eravamo una quarantina, al Torretta, dove che abbiamo mangiato la pasta pure fatta in casa dai De Maio, c'erano pure le donne che cucinavano. C'era il cavallo bianco, c'era tutto, va bene. Lei quindi ha incontrato Salvatore Riina solo nel 1982 in diverse occasioni, in questa circostanza. Lo faccia rispondere, ha detto in diverse occasioni. No, in diverse occasioni. E me ne sa dire qualche altra allora? Ma ci siamo incontrati da Pippo Gambino, però non è che parlo io negli anni difficili, anni 90, parlo io sempre prima del 83, 84, prima di essere arrestato. Poi le cose con la collaborazione di Masino Buscetta e i collaboratori, le cose si sono ristrette. Non c'era motivo io di vedere Reina, vedevo Biondino. Non c'era motivo di Calò o Brusca di vedere Reina, vedeva Biondino. Biondino era diventato il riferimento di Reina. Quindi Onorato in sostanza da quando lei è stato scarcerato nell'87 non l'ha più visto, non l'ha più incontrato. È così? Sì, ma ci siamo tenuti in contatto. No, l'avvocato Anania le ha chiesto, scusi Onorato, l'avvocato Anania le ha chiesto se lo ha incontrato. No, dopo l'87 non ci siamo più incontrati, ma ci mandavamo i saluti, ci mandavamo è sufficiente così. I messaggi con Salvatore Biondino. Si fermi che è sufficiente così. Vabbè. Avvocato Anania, prego. Senta, quindi quando lei fa riferimento agli omicidi che ha commesso, ivi compreso l'omicidio Lima, quello dei fratelli Raffagnino e tutti gli omicidi che lei ha commesso, lei l'ordine ha mai parlato con Salvatore Riina? Questo l'ha già detto. Salvatore Riina mi disse, Salvatore Riina pressava, perché c'è un riferimento preciso. No, non c'è un riferimento perché ha già detto chi gli ha dato gli ordini, quindi ripeterlo non credo sia utile. Va bene, allora lo prendo per una domanda affermativa la mia risposta. Senta, lei... Torniamo un minuto all'omicidio Lima. Lei ha detto che Lima aveva avuto da parte
se mi sbaglio, se ricordo male mi corregga, da parte del Biondino, aveva avuto un appuntamento per un incontro al villaggio La Perla del Golfo, e subito il mancato intervento dell'onorevole fece scaturire l'ordine di sopprimere lo stesso deputato. Quest'ordine quindi lei lo colloca, la riunione sarebbe stata un mese prima, a febbraio, un mese prima della uccisione. La deliberazione quindi di uccidere Lima, quando e da chi sarebbe stata presa, dato il brevissimo lapso di tempo tra febbraio e il 12 marzo, la metà di febbraio, quindi un mese prima? Lei le risulta che ci sia stata subito una riunione e si disse non è venuto all'appuntamento, allora bisogna sopprimerlo? Non so se il mio concetto è chiaro. Onorato mi ha sentito? Prego, Onorato, risponda. Sì. Io di quello che mi ha detto Salvatore Biondino, l'ho detto alla Corte, che non è che perché se veniva all'appuntamento Salvo Lima si salvava, perché ormai erano tutte, la sentenza c'era stata, erano tutte destinate a morire, solo che magari si voleva avere un appuntamento per vedere, per chiarire, ma ormai era una cosa fatta. Quindi, parlando in termini giudiziari, questo... No, data una sentenza di morte, non è che se veniva Lima si salvava, solo che magari c'era anche da chiarire qualcosa. A Perla del Golfo, in questa riunione, che si doveva fare il giudizio di appello a carico di Lima se già era stato condannato con una sentenza? No, questo non lo so, lo deve chiedere a Biondino, non a me. Lei lo riferisce, Biondino non l'ha mai detto. Avvocato Nania, ha riferito quello che ha saputo da Biondino, non possiamo fare dire altro. Senta, lei era il reggente della famiglia di San Lorenzo in quale anno? Non di San Lorenzo, di Partanna Mondello, 87-93. Sì. Nel 1992 l'atteggiamento tenuto dal mandamento da Pippo Gambino, dal mandamento di... che non c'era Pippo Gambino nel 92. Mi dica? Non ho sentito. Pippo Gambino nel 92 non c'era, era arrestato. E chi lo reggeva il mandamento? Salvatore Biondino. Salvatore Biondino. L'atteggiamento tenuto nei confronti del commissario di pubblica sicurezza, mi pare che era capo della squadra mobile, Arnaldo La Barbera, ebbe un mutamento. Si pensava, o addirittura lei lo aveva collocato, o Biondino lo aveva collocato nell'elenco delle persone da uccidere. Ha detto che in un primo momento Arnaldo La Barbera invece, dopo l'uccisione dei due rapinatori, Salvatore Rina e Nino Madonia avevano posto il veto alla sua uccisione. Che cosa è cambiato rispetto al prima del 92 e al 92 in poi? Perché prima non si doveva toccare e dal 92 in poi era passibile, lo si cercava per ucciderlo? Che cosa è cambiato? Questo è quello che io ho appurato e ho saputo. Cosa è cambiato? È cambiato una cosa di posizione, che prima si doveva, era buono e poi è diventato cattivo, che si doveva ammazzare, perché prima no e dopo sì, dopo la sentenza. Io questo lo vorrei sapere da chi prima lo ha salvato e poi lo voleva uccidere. Vabbè, cerchiamo di arrivarci insieme qua con la No, avvocato, non dobbiamo arrivarci insieme, deve riferire solo quello che sa. Siccome lo ha già detto, quello che sa...
deduzioni non ne possiamo fare. Lei sì, ma in un'altra fase. Sì, Presidente, lo so bene. Siccome lo conosco per tanti altri processi, mi permetto di allargarmi un poco. Senta, lei ha detto che la decisione di uccidere il dottore La Barbera era una risposta all'omicidio dei 2 rapinatori e quindi dice l'omicidio di La Barbera era obbligatorio farlo. No, per l'avvocato non può fare dire delle cose che non ha detto. E allora mi dica, mi vuole ripetere, perché io ricordo di aver sentito che solo in Sicilia gli omicidi li può fare solo Cosa Nostra. Sì. Quindi se Arnaldo La Barbera aveva fatto l'omicidio di 2 rapinatori doveva essere ucciso. Mi risponda su questo che sto dicendo io. Questo lo ha già detto e ha già risposto. Avvocato, faccia... Lo possiamo fare ripetere, perché io... No, ripeta, le ripetizioni non sono previste nel controesame. Possiamo fare delle ulteriori domande, a precisazione, approfondimento, eccetera. Allora... Ma ripetizione delle domande, no. E allora mi vuole precisare il mio dubbio, cioè dire perché dopo gli omicidi dei due rapinatori Arnaldo La Barbera, commissario di pubblica sicurezza, non venne ucciso, dopo il 92 lo si cercava, lo si appostava per ucciderlo. Questa è la stessa domanda che ha fatto prima e Onorato ha già risposto. L'unica cosa che non ha detto, e sicuramente quindi non possiamo fargli dire, questo collegamento tra i rapinatori prima e quello che poi è avvenuto dopo il 92. Quindi vediamo se ci sono altre domande, perché su questo poi abbiamo le trascrizioni e potremo tutti documentarci. Lei ha dato anche una risposta a questa mia domanda, affermando che in un primo momento Rina e Nino Madonia non lo volevano ucciso perché Nino Madonia faceva parte dei servizi segreti. Lei è sicuro di quello anche questo, avvocato Anania, mi dispiace che riprenda, ma anche questo non ha detto che avesse rapporti con i servizi segreti è un conto, che facesse parte dei servizi segreti lo sta dicendo lei, ma non l'ha detto Onorato. Se vuole fare poi la domanda, sì, gliela faccia. Secondo il suo ricordo, le sue conoscenze, Nino Madonia faceva parte di qualche servizio questa di domanda, se le ritiene, la possiamo... o servizio segreto o di informazione? Anche questo posso rispondere, signor Presidente? Sì, ora può rispondere, questa è una domanda diretta e può rispondere. Sì. Anche questo è risaputo in Cosa Nostra, era risaputo in Cosa Nostra che i Madonia avevano rapporti con i servizi segreti. La domanda che le ha fatto l'avvocato Anania per la verità è diversa, perché questo dei rapporti l'aveva già detto, l'avevamo ascoltato tutti. L'avvocato Anania adesso le ha chiesto se per quelle che sono le sue conoscenze Madonia facesse parte dei servizi segreti. Aveva rapporti con i servizi segreti. E quindi è quello che avevamo tutti compreso. Sa o ha saputo in che si concretizzavano questi rapporti tra Nino Madonia e i servizi segreti? Io anche in un verbale ci dovrebbe essere, in qualche verbale che ho fatto anni fa, ho detto pure che stia sicuro che i Madonia hanno fatto dei favori ai servizi segreti, che si sapeva, però in Cosa Nostra era risaputo questa cosa, che i Madonia avevano rapporti con i servizi e avevano messo pure delle bombe, sempre facendo favori ai servizi segreti. Mettendo delle bombe? Addirittura sì. E quali bombe avrebbero messo? Non lo so io. Io cose che ho risaputo in Cosa Nostra negli anni '80, che successivamente avevano fatto cortesia, mettendo delle bombe, facendo cortesia ai servizi segreti. Ma lei è sicuro di quello che dice? Di averlo sentito in Cosa Nostra? L'ho detto pure in atti verbali. No, lei questo non l'ha detto mai. Vabbè, avvocato Anania, lei prenda atto e poi potrà fare le sue contestazioni. Può darsi che le bombe a cui lei fa riferimento, attribuendole ai servizi segreti e a Madonia, siano le bombe di Natale del 72? Avvocato Anania, noi possiamo fare ipotesi, se lei vuole fare le domande... Siccome parla di bombe cerco di metterlo in carreggiata. Siccome Onorato ha detto di non sapere, di non sapere a che cosa si riferissero in dettaglio, la domanda in forma ipotetica... Cosa è risaputo in Cosa Nostra? Appunto, si fermi lì perché la domanda in forma ipotetica non la possiamo così ammettere.
e le risulta quindi che collocarono delle bombe, come ha detto, per conto dei servizi segreti. Io non l'ho mai sentito, avevo 30 anni che faccio questo. Avvocato, i commenti li lasci a un momento successivo. Un'ultima domanda, giacché tutte le sue conoscenze sono legate al suo rapporto personale con Biondino Salvatore. Lei è sicuro che tutte le questioni, tutti i delitti, tutti gli attentati, gli appostamenti, i pedinamenti, la volontà di uccidere gli uomini politici, quelli che lei ha detto e quelli che non ha riferito, erano espressioni della volontà di Totò Riina o della Commissione, o Biondino agiva anche per conto proprio, essendo, lei disse poco fa una parola, emissario della Commissione provinciale? Rispondere? Sì, risponde. Io Anche se lei l'ha già detto, il ruolo di Biondino l'ha già detto, comunque facciamo per completare, per completezza. Ho detto per l'ennesima volta che Salvatore Biondino non decideva. Salvatore Biondino era il regista, perché le decisioni venivano prese in commissione con Reina e con gli altri, e lui era quello che in tutte le cose dava il via ai progetti che si dovevano portare a termine. Io non le chiedo che cosa significa regista, perché è avvocato, è chiaro che è un termine improprio. Che la Corte sia talmente intelligente da capire quale sia il significato di regista. Grazie. La ringrazio per per domande. Va bene, non ho altre domande. Va bene, si fermi qui, vediamo se c'è l'avvocato Emilio. Sì, signor Presidente, buongiorno. Solo qualche precisazione. Lei ha già riferito di aver avuto un ruolo nell'omicidio Lima. Per quanto riguarda le ragioni di tale omicidio, le vuole specificare? Perché ci abbiamo un po' girato. Mi chiarisce, però anche questo vorrei che la domanda fosse un po' più puntuale, nel senso che le ragioni le ha già esplicitate prima, le ha ripetute ora su domande all'avvocato Anania, non torniamo per la terza volta o la quarta e più. No, io chiederei specificamente le ragioni dell'omicidio Lima, perché bisognava uccidere Salvo Lima? Ricostringe a ripetere tutto quello che ha detto finora. Io non no, vorrei che... a mio parere, signor Presidente, posso pure andare avanti? Sì, oppure vada avanti. L'ha detto in maniera un po' generica. L'ha detto come l'ha saputo dire, però insomma lo ha detto. La risposta è stata, la domanda è stata posta e la risposta è stata altrettanto data. Va bene. Lei ha anche riferito che bisognava ammazzare prima Lima, suo figlio, poi Vizzini e via via Mannino, Germana e altri. In merito all'ipotesi di uccidere il figlio dell'onorevole Lima, lei ha detto che questa ipotesi venne poi accantonata. Le disse Biondino perché, per quali ragioni questa ipotesi venne accantonata? Presidente, sono l'avvocato Airò, ha già risposto. Scusi, sì, io non la voglio interrompere perché anche queste sono domande che sono state poste, che non è stata abbandonata, ma che di fatto c'erano impegni e quindi altri impegni. La domanda esattamente nei stessi termini è stata posta e abbiamo avuto anche una risposta. Sì, signor Presidente, era quindi anche questo io non voglio, perché sembrerebbe che adesso a questo punto voglia limitare il controesame, cosa che evidentemente non è, però dobbiamo attenerci, non dobbiamo ripetere l'esame, quindi le domande che sono state poste è inutile ripeterle, riproporle. Era propedeutica alla seguente. Ecco, allora facciamo quella direttamente. Lei disse in sostanza che questa ipotesi venne momentaneamente accantonata, non del tutto, ma per il fatto che si avevano impegni più importanti. Esatto, quindi lei ha visto che la risposta era stata già data, quella di prima, quindi andiamo direttamente per la prossima. Ricorda se in questo incontro con Biondino, nel corso del quale Biondino disse che c'erano impegni più importanti, si fece riferimento anche al dottor Borsellino tra gli impegni? No. Non
Non lo ricorda o non? Non è che è stata abbandonata, non è stata abbandonata, cioè non è stata archiviata o abbandonata, non si archivia niente. Se c'era il tempo, se io da un giorno all'altro avevo il tempo di farlo, lo facevo. Non è che ormai era data la sentenza, non è che archiviata non c'è niente. Archiviato è che quando c'è un mandato speciale, si chiamava in Cosa Nostra, un mandato speciale di ammazzare a uno, quando si vedeva si doveva ammazzare, quando c'era la possibilità si ammazzava. Quando c'è stato il mandato speciale per tutte le famiglie di uccidere i guardiacacciarieri che stavano ammazzando i nostri amici di Cosa Nostra a Lasenare e come si chiama, a Pianosa, non è che quando si vedeva è più facile l'obiettivo, quello che si faceva, si ammazzava e basta. Sì, chiedo scusa, non è archiviato o accantonata. Si fermi, ascolti l'avvocato. Si doveva trovare Onorato, il tempo. si fermi un attimo e ascolti l'avvocato Miglio. Le chiedo scusa, ma la domanda che io ho fatto era se in questo incontro con Biondino, tra le persone, tra i progetti di attentato da fare, si parlò specificamente del dottor Borsellino. No, non mi ricordo, guarda. Perché lei, sentito al processo Borsellino Ter il 16 luglio 98, ha dichiarato, sta parlando dell'omicidio di Salvo Lima e dell'omicidio del figlio. Poi quando Giovanni D'Angelo era colui che mi ha guidato la motocicletta e l'omicidio Lima, quando mi dice che era tutto a posto, che aveva visto e seguito benissimo tutte le abitudini di Marcello Lima, figlio di Lima, io comunico a Salvatore Biondino e Salvatore Biondino mi dice di lasciar stare perché c'erano processi, perché si stavano preparando omicidi abbastanza delicati, gravi. Mi dice no, lascia stare, ci sono altre persone. Non mi ricordo se mi ha detto pure che gli doveva rompere le corna, scusando la frase, al dottor Borsellino e al dottor Falcone, perché si dovevano pulire i piedi e avevano fatto condannare gli amici del maxi processo. Il PM le chiede, aspetti, dobbiamo rompere le corna al dottor Borsellino e al dottor Falcone, mi pare che ha detto pure, e Onorato risponde sì a tutti quelli, c'era anche Vizzini, c'erano tutti quelli che ho detto. PM dottor Di Matteo chiede ma le fa anche il nome del dottor Borsellino? E lei risponde sì, questo me lo dice quando io gli porto il discorso di Marcello Lima. Allora, Onorato, ha sentito, ricorda queste dichiarazioni, è in grado di darci qualche indicazione più precisa? Sì, sono conversazioni che ho avuto con Salvatore Biondino, che c'era in progetto di uccidere Borsellino. Mi scusi un attimo, Onorato, perché la domanda dell'avvocato Miglio questa volta è precisa e puntuale e riguarda questo colloquio che avrebbe avuto con Salvatore Biondino, in cui contestualmente si sarebbe parlato del figlio di Lima, quindi Marcello, credo che ha detto, mi pare che e il dottore Borsellino. È così? Ricorda in particolare di un incontro in cui si sia parlato contestualmente del figlio di Lima e del dottore Borsellino? Sì, mi ricordo benissimo, dottore, signor Presidente. Può essere un po' più preciso, collocarlo nel tempo, quando è avvenuto, a che distanza dall'omicidio dell'onorevole Lima, se già c'era stato evidentemente l'omicidio dell'onorevole Lima? Erano dei colloqui frequenti che avevo io con Salvatore Biondino e da un discorso che, siccome poi si era fatto un po' di rumore, si era fatto troppo rumore, c'era altri progetti da fare, ma erano cose che ogni giorno ci incontravamo, un giorno era magari di fermare una cosa e di farne un'altra, un giorno poi c'era più bisogno di fare questo. Erano queste le cose normali, per cui ci incontravamo quasi tutti i giorni. Vabbè, prego, avvocato Miglio. Sarebbe stato oggetto della mia ultima domanda. Quando avvenne tale incontro con Biondino, nel corso del quale si è fatto riferimento anche al dottor Borsellino? Quando avvenne questo incontro con Biondino, nel corso del quale Biondino fece riferimento anche al dottor Borsellino, la frase che le ho prima letto. Dopo l'omicidio Lima queste cose succedono. Quanto tempo? L'attentato a Falcone, tutte queste cose. Che significa prima o dopo l'attentato Falcone? Quindi siamo tra Lima e Falcone o... se lo ricorda evidentemente, perché mi rendo conto che il tempo è trascorso e quindi può essere impreciso. Siamo nell'omicidio Lima dopo, marzo, aprile, siamo in quel periodo. Non è che posso ricordare le cose di 20 anni fa, il mese prima, il mese dopo. Ma infatti siamo nel periodo.
ho premesso parlo che del periodo. lei deve rispondere a quello che sa, evidentemente. Sì, perché Sì, signor sì, Presidente, sì, sì. solo per confermare il ricordo che era più fresco allora, nel processo Borsellino Terra, il verbale che ho citato prima, lui dice a domanda del PM, rispetto all'omicidio dell'onorevole Lima, questo discorso che ha con Biondino, quanto tempo dopo avviene? Risposta, ma passano un 20 giorni, un mese, così, subito dopo. E quindi è quello che ha detto oggi, quindi in sostanza è confermato. Perfetto, ho finito, grazie. Vediamo se ci sono altre domande. Mi pare di no. Presidente, mi scusi, io avevo un chiarimento rispetto a una risposta che ha dato all'avvocato No, Torti. se su quella questione l'abbiamo ben chiara tutte, quindi avvocato è no. su una risposta che secondo me è stata poco chiara, perché prima ha risposto in un modo, poi ha concluso con E una allora, risposta. sentiamo, l'ascolto. Dunque, per la registrazione sono l'avvocato Ero del Comune di Palermo. Signor Onorato, lei appunto, dicevo, rispondendo a una domanda dell'avvocato Torti poco fa, ha detto che le chiedeva: ma lei di questi omicidi ne ha parlato in altre occasioni, ne ha parlato subito quando ha fatto il primo interrogatorio? Lei in un primo momento dice sì, ne ho parlato subito nel primo interrogatorio e poi ne ho parlato quando me le hanno specificatamente riferito, tant'è che adesso con la domanda dell'avvocato Milio abbiamo visto che al Borsellino Terra specifica domanda lei aveva risposto e l'ha confermato di avere parlato di questi omicidi. Poi l'avvocato Torti fa una seconda domanda che era più una risposta che una domanda, dice: allora possiamo dire che lei non ne ha parlato volutamente perché non era il momento e non era lo stato d'animo? Lì si è sembrato di capire che avesse detto un sì o un no, non si è capito, ma se fosse stato un sì le due risposte sarebbero in antitesi, perché prima dice ne ho parlato all'inizio. Vabbè, avvocato, queste sono valutazioni, non le abbiamo ascoltate, fermo restando che credo si riferisse se lei all'avvocato Di ritiene un Peri, chiarimento, per evidentemente carità, non all'avvocato altrimenti- Torti, ma detto questo, insomma, credo che allora possiamo fermarci qui. Presidente, in sede di riesame una sola domanda. Prego, mi sembrava che non ce ne fossero più. Prego, avvocato, dottore Di Matteo. Grazie Presidente. Non è una domanda che introduce un argomento nuovo, ma una domanda di approfondimento su una risposta che ha accennato in sede di controesame il teste assistito. Signor Onorato, lei poc'anzi ha fatto riferimento ad un ordine di cui lei ebbe conoscenza, quindi credo mentre era detenuto, perché lei ha detto di essere stato detenuto dal novembre del 93, comunque se così non è lo specifichi lei il periodo, ad un ordine di cui venne a conoscenza di uccidere, ove fosse stata la possibilità, le guardie carcerarie, lei ha detto, quindi gli appartenenti alla polizia penitenziaria in servizio a Pianosa e all'Asinara. Ci può specificare meglio questo fatto che ha accennato, questa sua conoscenza, collocando nel tempo questa sua conoscenza e spiegando le ragioni, spiegando tutto quello che sa intorno a quest'ordine? Sì, io sono venuto a conoscenza mentre sono fuori, che sono latitante, e mi viene a trovare Salvatore Biondino a me a Mondello, dove che mi hanno arrestato nel fine 92, mentre che io sono latitante per l'omicidio Lima. Mi viene a trovare Salvatore Biondino e Simone Scalici assieme con Salvatore Grazie, e c'era Salvatore Biondo il Lungo, e mi dicono che bisogna vedere di trovare bersagli facili dove che c'erano guardie carceriere, perché già se n'era segnalato uno a come si chiama, a Capaci, se ne erano segnalato un altro a Cardillo, di vedere se si potevano ammazzare un po' di guardie carceriere, perché stavano ammazzando tutti i nostri amici, Cosa Nostra, e che gli facevano dei dispetti anche ai familiari, in quanto gli facevano aspettare 2 ore, 3 ore fuori i carceri,
e che venivano poi calpestati. Addirittura mi ha detto che mettevano nei minestroni alla Senaria, a Pianosa, gli mettevano cottonfiocchi nel minestrone, gli mettevano scarafaggi, trovavano di tutto. E poi per come li trattavano. Perché dice, qua è una situazione che si deve vedere, solo questi non si calmano. Poi a gennaio hanno arrestato Salvatore Biondino in macchina con Salvatore Reina. E quindi? Ma era venuto giorni prima, non lo so se era dicembre, i primi di gennaio. Ho capito. Io ero latitante, dottore. Ho capito, benissimo. Senta, un'ulteriore specificazione. Lei ha detto se n'era già individuato qualcuno, mi pare a Capaci. La richiesta era di individuare guardie carcerarie, poliziotti penitenziari che avevano prestato servizio a Pianosa o all'Asinara e che risiedevano in Sicilia? Non ho capito questo collegamento tra il fatto che comunque... A caso, dottore, a caso. Anche che non avessero... Bersaglio facile a caso. Purché appartenenti alla polizia penitenziaria? Alla polizia penitenziaria, sì. Poi lei ha saputo niente dell'omicidio di un appartenente alla polizia penitenziaria in quel di Trapani? No. Del poliziotto della polizia penitenziaria Montalto non ha saputo niente dell'omicidio di questo appartenente alla polizia? No, ho saputo che era stato ammazzato questo della polizia penitenziaria, però non ho saputo chi l'ha fatto. Va bene, ho capito, non ho altre domande. Presidente, soltanto una precisazione che ritengo doverosa per la completezza assoluta delle valutazioni che la Corte potrà fare. Il verbale che è stato utilizzato per le contestazioni, sia da parte del pubblico ministero che poi da parte della difesa, di alcune delle difese, è un verbale dibattimentale del 18 febbraio 97 di un processo in cui l'onorato rivestiva la qualità, tra virgolette, processuale di imputato, quindi con i diritti e le facoltà che ne conseguono, che sono ben diversi rispetto a quelli agli obblighi che oggi ha assunto con la veste di teste assistito. L'unica cosa che mi premeva di dire è che, perché non avevo detto in quale veste era stato sentito, si trattava dell'esame dell'imputato. Prendiamo atto. Allora, vediamo se ci sono altre domande. Avvocato Di Peri, no, nessuna? Posso chiedergli una precisazione a una sua risposta al pubblico ministero? Ovviamente soltanto su quest'ultima parte, avvocato Nannini. No, e allora altre non possiamo riprendere. Sulla trattativa. Il giro, no, possiamo fermarci qui perché abbiamo già fatto, la parola l'avete avuta, abbiamo completato, ovviamente su questioni nuove che sorgono possiamo introdurle ma altre no, altrimenti si rende conto che non avremmo mai tempo.